Buona domenica, buongiorno e ben ritrovati qui all'altra domenica. Oggi per fortuna, no, per sfortuna di Eleonora e per fortuna nostra ha avuto un leggero incidente durante la settimana e non può parlare molto. Gemma, la Eleonora non può parlare, che figata! Ma sei veramente incredibile. Appena imbottita di Aulin. Sì, Aulin, hai appena tolto un braccialetto che era quello dell'anestesia, no? Anestesia friulana si chiama. Ah, l'anestesia friulana? Sì, perché poi lei mi ha spiegato, gli è venuto questo blocco e gli ho detto, il braccialetto è quello dell'anestesia, scommetto. No? Questo weekend. Allora, non posso mangiare, almeno fatemi bere. Beh, giusto, ecco. Anche perché oggi torna, come vedete, tutto il nostro allestimento a suon di bottiglie di vino, naturalmente firmate dai nostri amici del Pascia Group e cominciamo con... Buon pomeriggio intanto naturalmente a Maurizio al controllo camere, buon pomeriggio a Loriano in regia a Pordenone, ma soprattutto a Gemma e a Enrico qua in regia ad Udine. No, siamo a Udine? Sì, siamo a Udine, sì, no, buon pomeriggio a tutti quanti. Io in sti giorni che sono tra Udine, Pordenone, Carlino e quant'altro ho qualche piccolo, leggero... Allora, GPS. Allora oggi ci hai dato anche una notizia, no? Hai detto che ci stiamo allargando, presto potremo avere, non so, un frigo, una macchinetta del caffè. Esatto, sì, allora arriverà, un metteremo là al navigatore. frigo, no? Perché poi, ad esempio, questo qua è un buonissimo prosecco, come vedete, solo che ovviamente non è fresco, il prosecco bisogna berlo fresco, no? Di la verità, GP. Dimmi. Il frigo ti serve per rinchiuderti dentro perché tra una pausa e l'altra sennò ti casca tutto. Io sono penso l'unico che va in televisione senza mettermi niente, perché se mi mettessi anche qualcosa, ma cade la pelle, già così le ragazze a casa svengono quando mi vedono, no? Perché dicono ma questo, ma come fa a essere così bello, così pensavo svenissero proprio dallo shock, dalla paura. Grazie a Dio che posso parlare poco. Meno male. La tua fortuna. Allora, come al solito oggi avremo dei collegamenti per quanto riguarda la Serie D, l'eccellenza si è giocata ieri e più tardi vedremo anche gli highlights di Charlis Muzzan e Tolmese, una bella partita molto avvincente che si è giocata ieri pomeriggio con tutti gli anticipi. Questo oggi in eccellenza, prima giornata, si gioca solamente Flumignano Virtus Corno e la partita comincia alle 16. Più tardi vedremo appunto i risultati dell'eccellenza, ma c'è la Serie A che si è già giocato qualcosa. Vogliamo vedere la Serie A? No, vediamo prima gli ospiti, prima dei collegamenti, vediamo gli ospiti. Prima gli ospiti. Ma sì, noi siamo sempre molto precisi, no? Ti vedo rimbambita forte oggi, eh? No, non so, sono fatta di Aulin fin sopra la testa. Ma... Sei fatta, bene. Allora, vediamo. Abbiamo Duilio Alù, allenatore. Non riesce neanche a leggere, porca miseria. Ma come facciamo a fare 2 ore e mezza con questa oggi? Duilio Alù, mi sta scroccando anche a me la mandibola. Duilio Alù, allenatore ed esperto di settori giovanili di calcio, nonché ovviamente di calcio dilettanti. Poi un grandissimo amico torna a trovarci, Massimo Pibello, dirigente sportivo, ex giocatore di basket ed imprenditore. Esatto, buon pomeriggio, grazie a Massimo. Grazie, ciao. Poi abbiamo le solite brutte donne che ci vengono a trovare e non so come mai, Alice Culcasi, modella, studentessa e io declino la responsabilità, esperta di uncinetto. Non l'ho scritto io. Vedi? Allora, settimana scorsa avevamo una futura scrittrice, oggi invece abbiamo un'esperta di uncinetto. Dopo ci spieghi perché, Alice. No, anche perché una ragazza così bella, così giovane, fa delle cose bellissime a uncinetto. E allora? Io ho visto il suo... E allora voglio dire cosa c'è. Ascolta, tu non sai neanche cucire il buco del calzino con l'ago e filo, questa fa delle numeri... Da piccola mi hanno mandato per tipo una settimana dalle suore a imparare il punto croce, non riuscivo a fare neanche quello. E non hai imparato? Ovvio, chiaramente. Un'altra bellissima ragazza che io ho avuto già la fortuna di avere nelle nostre serate, che sfilava per noi, eccola qui. Valentina Paveglio, modella e ballerina di tutto. Tutto, lei balla tutto, poi ci spiega anche questo perché balla tutto, ma soprattutto il papà mi ha detto molto timida. È vero? Un po'. Un po'. Perché un po'? Ma perché sei timida? Hai questa fascia bellissima del nostro amico Fabrizio Astolfi, perché tu sei Miss Spettacolo. Ecco, poi ci spiegherà anche questa cosa di Miss Spettacolo.
Luca Girardi, capitano del Qua andiamo Dart su con le Team serie, Pascià. esatto, il capitano di una squadra fortissima, poi ci racconterete, tornano ospiti da noi, insieme a un personaggio che Andrea poi... Fedrigo, giocatore del Dart Team Pascià e quarto classificato al doppio europeo svoltosi in Spagna. Esatto, in Spagna dove lui giustamente vince un sacco di coppe e dice scusa, perché devo portarle a casa? Le lascio in Spagna così ho l'occasione per tornare in Spagna a prendermele, vero? Esatto. E quindi tu hai Barcellona va rivisitata. Barcellona bisogna tornarci, Esatto. non è che puoi dire vado a Barcellona così. No, hai il motivo, Esatto, devo tornare a prendermi le coppe. Infatti non ti credono. ti mancano un po' di coppe, ma però questa ce l'abbiamo siamo riusciti a portarla a casa. Allora Gemma. Sì, abbiamo il primo collegamento come d'obbligo di routine Ovvio. con il nostro Maurizio Mazzon. E allora buon pomeriggio Maurizio, è stata una buona settimana o così così? Buon pomeriggio a tutti, è stata una settimana che abbiamo analizzato sicuramente quello che non è andato nella gara precedente, sperando poi di non ripeterlo in quella successiva e in quelle successive anche. Certo, com'è Levico? C'eri mai stato? No, una bellissima evidente cittadina trentina, vicino c'è un lago bellissimo, di Caldorazzo, tutto bene, temperatura ideale. Bene, questo pomeriggio rispetto alla domenica scorsa, alla partita purtroppo che avete perso domenica scorsa in casa, c'è qualcosa di diverso nella squadra del Fontana Fredda o la formazione che utilizzate è la stessa? Sicuramente sì, rientra il capitano Malerba che aveva la squalifica da scontare domenica e rientra inoltre Alcantara, che era verso l'infortunio, e la coppia di attaccanti Zambon Moras che domenica per diversi motivi non ha potuto giocare perché avevano dei problemi fisici. Bene, allora intanto grazie, noi ci sentiamo ovviamente dopo le 15 Maurizio per quanto riguarda tutti gli aggiornamenti in tempo reale per Levico Terme e Fontana Fredda. Grazie Maurizio. Grazie a tutti voi. E allora vediamo nel frattempo, prima degli altri collegamenti, vediamo appunto questa seconda giornata di Serie D. Ieri pomeriggio si è giocato l'anticipo alle 16 a San Donà di Piave tra Venezia e Sacilese, e la Sacilese ha preso 4 schiaffoni così fa più 2 di domenica prima 6. Per il nuovo presidente Bau, che tu sei Alù e lui è Bau, siete parenti? No. Non mi sembra. Così, non hai cominciato benissimo, no? Sei papine, belli, tranquilli, Bisoli che in settimana chiede rinforzi, quello invece di chiedere rinforzi manda a casa tecnici del settore giovanile. Mi sembra abbia detto che si è reso conto conto anche lui che qualcosa servirebbe, insomma, qualcosa di esperienza, sono d'accordo, un attimino giovane la squadra, tanto giovane per la categoria. Tanto giovane e forse l'ingresso in società e questo cambio societario 2 giorni prima dell'inizio del campionato non è stato strategicamente, no? Il massimo del tempismo. Sì. No? Potevano organizzarla in tempi maniera diversi. leggermente diversa. Vabbè, comunque il campionato è molto lungo, allora se torniamo a vedere appunto le partite di questo pomeriggio in Serie D, eccole qua, vedete eccole lì le partite: Luparense, San Paolo Giorgione, Calvino Ale Belluno, Levico Terme Fontana Fredda, Abano Calcio Triestina. Bella questa partita, tra poco col suo solito massimo 10/4 d'ora ritardo arriva Antonello Gherardi, ma avremo l'inviato ad Abano per Abano Calcio Triestina. Tra poco anche UFM Monfalcone draw in diretta con noi, Liventina La Fedadora, Montebelluna Virtus Vecomp e Tamai Mestre. Ricordiamo che a Tamai oggi o domani, Gemma, finisce la festa pazzesca che fanno. Stasera, sì, salutiamo anche Mauro e tutti gli amici. Esatto. A proposito del Tamai, prima di presentare il prossimo inviato, che tra l'altro è un nuovo inviato, volevo salutare il nostro Eddo che dice: ciao, ti chiamo Bella Voce visto che sei di Brugnera come me. Ciao Eddo. Ciao Eddo. Io sono al campo di Tamai, se nessuno vi aggiorna mandami un sms e vi darò tutti i ragguagli. Potremmo chiamare anche Eddo, tanto il numero ce Chiamiamo l'abbiamo. anche Eddo, Chiamiamo perché no? questo e quello, facciamo Sì. due inviati a Tamai questo Più pomeriggio. siamo meglio è in questa Esatto. trasmissione, no? Benissimo. Bene, adesso invece per parlare della Triestina abbiamo in linea questo nuovo inviato che è Graziano D'Andrea. Graziano, buon pomeriggio. Di partecipare a questa trasmissione non molto seria, ti dico subito, Graziano. Vabbè, sono abituato, non ti preoccupare, benissimo. faremo del nostro meglio, qualche battuta, qualcosa va bene così, Antonè... anche per cercare di tirare sul morale Certo. queste giornate che sei a Trieste non è che siano propriamente allegre. Beh, però, sul fronte sportivo. Sì, Dimmi. però ma a livello societario, perché a livello sportivo se vediamo la classifica, Graziano, con te in diretta, vabbè, tu Sì. dirai è una giornata sola, benissimo, ma l'anno scorso eravate ultimi, quest'anno siete primi.
dopo una giornata. Difatti già... ho detto subito salutate la capolista, tanto per stare in allenamento. Insomma. Nel frattempo entra in studio col suo classico 10 minuti di ritardo, un tuo carissimo amico, ovvero Antonello Gherardi. No, basta, non se ne può più, salutatemelo. Ecco, Ciao Antonello. Lo saluti tu perché tanto ti sente e ti può rispondere, prego. Buonasera, benvenuto. Ovviamente che arrivavo in ritardo. Un classico 10 di ritardo, tu. Guarda, queste due splendide ragazze sono arrivate 10 minuti prima, cioè permetti che sono meglio loro di te. Ti ho avvisato che facciamo 10 minuti di ritardo. Allora, intanto ti ringrazio perché abbiamo Graziano in linea, grazie ad Antonello. Ciao Graziano! Ciao Antonello, ciao. Grazie ad Antonello che ci ha messo in contatto proprio con la società, perché bisogna dire bene, Unione Triestina 2012 ASD. Bravi. Va bene così, Graziano? No, perché Graziano e io siamo stati insultati abbastanza. Sì, insultati, minacciati di tutto, ma noi attiriamo dritti. Allora, tu dicevi giustamente a Trieste ci sono dei problemi per quanto riguarda questa diatriba, no? Società, tifosi e quant'altro, ma la Triestina, che comunque ha fatto una bella formazione nel mercato estivo, no? degli acquisti, sì, è partita anche col piglio giusto. È partita col piglio giusto, diciamo che ha anche sfruttato le uniche 2 occasioni veramente valide che ha avuto, e questo è già sinonimo di squadra determinata. Se ancora non tutte le... diciamo che la macchina non è oleata al 100% perché sono le prime partite, però 2 azioni, 2 reti mi sembra già positivo. Sì. La squadra è molto caricata per quest'oggi, ve lo devo dire, li sto vedendo, sono molto concentrati, è una squadra credo sicuramente all'altezza di fare una buona stagione. Bene, per quanto riguarda la partita di questo pomeriggio ad Abano, c'è qualche variazione nella formazione appunto della Triestina o si gioca come domenica scorsa? Allora, c'è sicuramente qualche variazione, se volete vi dico anche quelle che sono la formazione annunciata, certo. Se avete 30 secondi, sì, prego. Visto che c'è un po' di vento qui, sta volando tutto. Comunque, Di Piero, Migliorini, Ciave, Pettarin, Piscopo, Beghin, Battaglini, Proia, Cabin, Zanardo, Solinas. Come vedete Zubin è a disposizione insieme a Berto, Ricci, Morelli, Zottino, Pramparo, Miani, Spadari e Santoni. Questa è la formazione scelta da mister Masitto. Ecco, per quanto riguarda Mattielig, sappiamo qualcosa sul suo infortunio, rientro? Non abbiamo ancora ulteriori informazioni rispetto a quelle che sono state date, stiamo attendendo sicuramente riposo e poi vediamo in settimana. Certo, benissimo, come primo collegamento è andato benissimo. Senti, una curiosità così di costume, hai bevuto un po' di acqua? Sì. No, sono andato a vino. A vino? Sì, un bel rocco. Sai che si gioca a destra e non a Abano, quindi... Ah, perché sei a est, è vero, sai, per quello che perché a destra non si beve l'acqua di Abano. Non siamo ad Abano, esatto. È vero, scusami. Ho fatto una serie di errori, vabbè, oltre che con te, adesso correggo. Va bene, grazie, ci sentiamo più tardi. A più tardi, ciao ragazzi, buon lavoro. Ciao, grazie, allora benvenuto anche a Antonello Gherardi. Voglio salutare tutti, in particolare Massimo, che è un mondo più bello con Massimo. Questo non è... Guarda, non dico in quanti anni, ma in decine di anni nessuno ne l'ha mai detto. A dire la verità mi sono adeguato, perché sì, vabbè. Ho fatto mio lo slogan. Work in progress. Certo. Sì, vabbè, dai. Bravo, work in progress. Dunque, mancano 15 minuti all'inizio di tutte le partite, più o meno, e vediamo, abbiamo qualche collegamento, Gemma? Guarda, sono particolarmente tapirata oggi perché avevamo il prossimo collegamento con Roby Visintin che è spento, è staccato. Spero che ci risponda. Io volevo approfittare di questa goliardia, no? Sì. Che hanno gli amici di Monfalcone per fare anche gli auguri di buon compleanno alla mia mamma, visto che oggi è il suo compleanno. Ci stava bene. Sì, auguri alla signora Graziella. Sì, esatto. Ciao. Ciao Graziella. Cosa è successo? Cosa è successo cosa? No, ma voglio dire, come lei che è una persona così bella, così solare. Come ha fatto per uno splendore come me? fuori una figlia simile, ma non lo so, cioè veramente le cose sono strane nella vita, vero? Proprio simpatico. Mentre io adesso, visto che Giorgio non ci risponde, proverò a chiamare il nostro Eddo a conoscere il nostro nuovo inviato. Va bene, allora vediamo, proviamo a fare questa l'hai già fatto o devi farlo? No, devo farlo perché Giorgio mi ha appena dato forfait, appunto. Il bello è che salutiamo anche gli amici appunto di Tamai e della sagra di Tamai, e Mauro mi ha assicurato che il nostro filtro, no, tra noi e gli inviati, mi ha assicurato: dirò a Giorgio di tenere il telefono in mano. Non si sa in mano di chi è questo telefono perché lui non ha risposto, quindi. Scusa, tu hai capito cosa ho detto?
sì. Allora, no, dalla settimana che ha avuto problemi. Sì, dalla settimana prossima. Mascella ho l'udito perché. Allora, io adesso parlo con il mio regista di fiducia. Dalla settimana prossima io porterò una nuova macchina con i sottotitoli tradotto in italiano, quello che dice Gemma, perché Gemmese italiano. Gemmese italiano. Allora, il nostro T9, no, cos'è il traduttore automatico? Non so come si chiama. Google Translate, via. Google Translate? Sì. Anche Bing va. Vabbè, avrebbe dovuto tenere il telefono in mano, ma non si sa di in che mano sia questo telefono, perché se Giorgio non risponde non ce l'ha in mano il telefono, no? Vabbè, stiamo imbarcando. No, io metterei la sigla di chiusura, andiamo a casa, perché se comincia così. Vabbè, allora diciamo che c'è Friuli Doc e giustifichiamo tutto. No, ma tu eri in macchina con me, non abbiamo bevuto niente in macchina. Non importa, è l'aria che si respira qui. Ah, tu dici che proprio. Vabbè. Sì. È colpa mia. È colpa tua? Vabbè, dicevo che ho fatto una serie di errori questa domenica, o meglio la redazione di Pordenone, perché in realtà ieri non si è giocato solamente Venezia, Sicilese per quanto riguarda gli anticipi di Serie D, ma si è giocato anche Campo d'Arsego Este con il pareggio per 0-0, il Montebelluna ha giocato col Virtus Vecco ma ha perso 1-0 in casa al Montebelluna e il Giorgione è andato a vincere a Padova con la Luparense San Paolo, quindi Giorgione 3, Luparense San Paolo 2, quindi erano 4 gli anticipi, ci scusiamo ma d'altra parte noi abbiamo una relazione così corposa che è formata da me, Giovanni, Paco, Riga e GP, siamo in 4 e quindi può essere che sfugano alcune cose. Va bene, allora io direi di cominciare a parlare dell'eccellenza col nostro amico Duilio. Ieri è cominciato il campionato, se vediamo la schermata con i risultati degli anticipi dell'eccellenza, ripetiamo che questo pomeriggio si gioca solamente Flaibano, Virtus Corno, tutte le altre partite sono state giocate ieri pomeriggio. Ecco qua vedete i risultati. Dunque, l'unica che ieri ha steccato, no? Di quelle che parlavo anche ieri col presidente del Charlis, con il dottor Zanutta, l'unica di quelle che ha steccato è il Cras Repeng, no? Perché le altre che sono candidate per andare su hanno tutte vite. Io ero a Carlino a vedere Charlis Muzzani e Tolmezzo, poi vedremo gli highlights. Non so se tu sei andato a Cordenons a vedere gara col Vesna, che il Vesna era andato in vantaggio, tra parentesi, no? E poi il Cordenons ha fatto la rimonta. Poi vedete Gemonese Troviscosa 1-1, Lumignaco Rivignano 2-0, Manzanese Chions 0-1, quindi anche Chions la terza candidata per la promozione. Dici di no? Duilio? No, non lo so, ha cambiato veramente tanto, sì. È difficile, però sicuramente stanno facendo bene, sì. Anche in Coppa Italia sono partiti bene, di conseguenza, per l'amor di Dio, è che presto adesso. Io non la metterei nella rosa, però glielo auguro assolutamente. Il presidente appunto del Charlis mi diceva che sono loro, Cordenons, Chions e Cras Repeng, le 4 squadre attrezzate per l'eventuale salto di categoria. Concordi? Sì, ti dirò, il Vesna assolutamente io lo inserirei. Addirittura, dopo che l'hai visto ieri? Sì. Ottima squadra e non so il Tor Viscosa, mi parlavano bene anche del Tor Viscosa, però non ho notizie particolari, però anche il Tor Viscosa mi dicevano che poteva essere una delle candidate quantomeno a un posto playoff, insomma, ecco, se ci saranno. Però il Vesna onestamente mi ha fatto un'ottima impressione ieri. Certo. Io ho visto il Vesna che comunque già l'anno scorso ha fatto un ottimo campionato. Assolutamente. Sì, per com'è. Stanno proseguendo sulla falsariga dell'anno scorso, poi oltretutto dico giocando molto bene, giocando. Ma già l'anno scorso hanno una buona è vero. Ecco, io nel frattempo sentite di sottofondo, no? Non abbiamo un pollaio e Gemma che sta telefonando e rientra in tutti. Quindi ci serve il traduttore, il silenziatore, dobbiamo fare un po' di richieste. Un po' di biada, no? Se abbiamo un pollaio bisognerà anche, no? Eccola che vabbè. Allora, dunque questa è la situazione dell'eccellenza. Vediamo anche la classifica da questo punto per far capire appunto quali sono le squadre, come dicevamo, la classifica dell'eccellenza, eccola qua. Vedete, per un discorso di differenza reti, Lumignaco in testa con 3 punti, sono tutti in testa, insomma, Lumignaco, Cordenons, Charlis Muzzani, San Vitese e Chios. Invece San Vitese che parte il buon Tomei, no? Vecchio lupo di mare, col Cras Repeng, pronti via e vince. Sì, c'è da dire, Mister Tomei non si discute, ovviamente è un valore aggiunto in qualsiasi squadra, lo è anche a San Vito. Già l'anno scorso ha fatto benissimo con una squadra giovanissima, esatto. Oltretutto giocando molto bene, facendo giocare i ragazzi molto bene. Io non ho visto la partita ieri, ho letto un po' sul giornale, mi sembra che comunque
la San Vitese non abbia rubato nulla, però il portiere della San Vitese sia stato una sorta di eroe della giornata. Uno ecco. di quelli che le prende Quindi, tutte, dai. prima di dire che il Cras abbia steccato, Sì. non ha fatto punti. Stamattina ho letto la cronaca della partita. In realtà Cras sembrerebbe aver giocato molto bene, poi in prolungazione di episodi la palla anch'io ho letto questo, poi non l'ho vista. Il risultato conta perché è quello che alla fine decide l'esito dell'incontro, ma da quanto ho letto stamattina i commenti dicono che il Cras ha giocato veramente tanto, infatti, ma tanto bene. È il migliore in campo il portiere della San Vitese. Ancora di più complimenti a Tomei e a tutti i ragazzi della San Vitese. Assolutamente. Gemma. Sì, allora il bello di questa trasmissione, l'altra poltrona, ormai abbiamo ribattezzato così, è che è una grande famiglia, perché i nostri ascoltatori, scusami, i telespettatori, sono abituata alla radio, e diventano poi anche dei nostri inviati. Succede con Marco, no? Per la Tristina, spesso quando Antonella non ci risponde perché è in scooter, ecco. 2x3. E succede anche con Edo, che è un nostro telespettatore che oggi è allo stadio, e così abbiamo il piacere di conoscerlo direttamente da Brugnera, anzi scusa, adesso è Tamai, però lui è di Brugnera. Esatto. Eccolo qua, Edo. E allora buon pomeriggio Edo, finalmente dopo 2 anni ti abbiamo in onda, buon pomeriggio, com'è lì a Tamai? Qui a Tamai diciamo che la tribuna sono divise in 2 parti, perché molto probabilmente pensavano che ci fosse un pienone. Se volete io vi do le formazioni. Sì, va bene Edo, in campo. Prego. Tamai, Person, Bozzetto, Vignuccolo, Brussolon, Ursella, Faloppa, Criesiu, Concas, Sellan, Paladin e Diam. Quelli in particolare non ve li dico neanche perché tanto forse scenderanno dopo. Il Mestre invece scende in campo con Zanotti, Niero, Saita, Busetto, Zanette, Abcia, Casarotto, Bedin, Episcopo, Ferrari e Ulogi. Arbitra il signor Bittonti Paolo di Bologna. Perfetto. Senti, tu che sei lì, è la festa lì vicina, c'è tanta gente alla festa lì a Tamai adesso? Sì, diciamo che il capannone è pieno. Benissimo. Diciamo che il capannone è pieno, diciamo che come pubblico forse aspetteranno l'inizio della partita. Beh, chiaro. Per riempire gli spalti praticamente. Certo. Benissimo, grazie Edo, spero che vediamo più tardi, no? Se chiamiamo Edo o se chiamiamo... No, chi doveva esserci, Gemma? Il solito Giorgio, no? Vabbè. Allora, o Edo o Giorgio, tutti e 2 insieme. Grazie Edo, più tardi. Di niente, ciao, arrivederci. Allora, perché poi io so, perché lo so, ci ho parlato 1000 volte, che la Valentina segue il calcio in maniera approfondita, vero? Abbastanza. Vedi che già è già presa per il derby. Tu devi stare zitta perché ti fa male la mandibola. Ma scusa, è la tua squadra del cuore qual è? Ha scritto anche lei un libro, no? L'Udinese. Come scusa? Ha scritto anche lei un libro? No, lei non l'ha scritto. Domenica prossima c'è la scrittrice, dopo però c'è lei che fa l'uncinetto. Allora, è bello di Valentina, a parte che è una splendida ragazza. Allora, intanto come mai hai vinto questa fascia? Cioè, cosa hai fatto per vincere la fascia di... No, perché io me lo chiedo. Voglio dire, come fai a chiedertelo? No, perché è ragazza perché l'hai vinta? Non l'hai vinto, l'ho capito. Perché l'hai vinta? La domanda non era come mai? Scusa Giovanni. Vai tu al mio posto, vai tu a condurre. Io non posso. Cioè, affini gli ospiti. Hai preso uno timido, Prego, Antonello, fai tu. No, quindi... C'è il conduttore alla mia altezza. Allora, tira via le zeppe e vediamo l'altezza. No, perché è inutile prendermi per il culo, ma tira via. Possiamo inquadrare le scarpe di Eleonora, no? Guardate le mie, guardate le sue. Più o meno. Ecco, fai vedere il tacco, no? Perché spiegatemi. Non così siamo trovati. Anzi, aspetta, facciamo in mezzo. A posto, no. La domanda è perché spettacolo e non bellezza, bei capelli, gambe lunghe. E non avevamo capito. Allora, in questo senso, allora torno al mio posto. Ma è possibile? Ma tu ti rendi conto che io ogni domenica per 38 domeniche così? Ma scegli te gli ospiti, Hai scelto tu. Fai te. A parte le liste che le ho stalkerizzate io, il resto è tutta farina del tuo sacco. Lasciamola non è parlare. compresa. Però, bisognerebbe che parlasse anche la Valentina, no? Quindi perché spettacolo e non qualcos'altro? Spettacolo perché faccio la ballerina da quando avevo 6 anni. Sì. E
anche se nell'ultimo anno ho mollato perché avevo troppi impegni anche facendo queste sfilate, sì. non riuscivo a fare entrambe le cose e quindi spettacolo per questo motivo. Ho capito, quindi durante diciamo questi concorsi per vincere questa fascia hai fatto un mini show? Sì, ho fatto un piccolo balletto sulle punte, in punta di piedi si chiamava la canzone e... Non essere timida, perché vedo che sei timida, guardaci, cioè, perché devi essere timida, no? Fai conto che non ci sono le telecamere. Ecco. E quindi ho fatto questo pezzo e mi hanno votato sia durante la sfilata che per il balletto. Certo. Io purtroppo non ho immagini dei tuoi balletti, però ti abbiamo preparato una bellissima clip che credo ti piacerà. Potresti insegnarle il tuo famosissimo passo doble. Passo doble, che è con quest'aria che gira qui, no? Guarda che si chiama Friuli Doc, non aria di festa, quella è a San Daniele a giugno. Prego. Sono contenta perché sono riuscita a rintracciare il nostro mister terzo tempo e ti avviso, d'ora in poi basta calcio, parleremo di tennis, no, siccome è 2 giorni che sento alla radio, no, di pennette, successi del tennis, certo, no, parliamo di cibo con... No. Anche perché siamo in tema, perché in realtà è vero che Friuli Doc si svolge ad Udine e quest'oggi è l'ultimo giorno, ma in realtà un Friuli Doc in piccolo c'è una domenica sì, una domenica no a Monfalcone, perché il chiosco del Monfalcone non ha nulla da invidiare a tutti gli stand enogastronomici di Friuli Doc ad Udine. E allora Roberto Visentin, buon pomeriggio! Ciao a tutti, ciao Giovanni. Ascolta, volevo scusarmi con voi per i problemi tecnici della scorsa settimana. Vabbè, ma può succedere, no? Anche perché quando uno perde anche così i problemi tecnici aumentano, ma l'importante, come io so che voi siete, è avere sempre lo spirito di perdere una partita ma poi ripartire alla grande, vero? Questo tu ci conosci, sai che siamo fatti così, insomma. Certo. All'amor di Dio, dispiace sempre perdere una partita, ma si spera sempre di recuperare la partita successiva. Certo. Dopo, allora, un po' ridendo perché è arrivato un personaggio adesso in tribuna, sì. Se vuoi, un personaggio che ha più o meno una 70 d'anni, allora, pantaloni rossi. Sì. Camicia bianca, giacca verde, ombrellino rosso, una scarpa verde e una scarpa rossa. È nazionalista, no? È la bandiera italiana. Cosa? Ho detto che è la bandiera italiana o quella ungherese, fai tu insomma. No, sicuramente italiana, ma avrà vinto la partita di tennis ieri sera. Non si capisce mai niente perché ci sono le formazioni, bellissimo. Si sente qualcosa? Perché io non sento granché, per dire la verità. Sì, noi ti sentiamo gli olè, non sentiamo le formazioni. Me le faccio sentire se volete. Ma no, ma anche no, dai. Allora, senti, cambia qualcosa questo pomeriggio, mister Zoratti, rispetto a domenica scorsa, o scende in campo con la stessa formazione? No, ha cambiato qualcosa, anche perché sta girando un po' i giocatori in previsione della partita di mercoledì con il Venezia, quindi giustamente a distanza di 3 giorni una dall'altra magari fa richiamare qualcuno per far giocare altri. Certo. Oggi esordisce il numero 10 Rodic, il giocatore bosniaco ex nazionale sloveno che appunto esordisce nella nostra squadra. Nel frattempo durante la settimana il Presidente ha sondato ancora il mercato dell'Est, e ha praticamente messo sotto contratto un difensore che fino a 10 giorni fa ha giocato nella Serie A slovena. Certo. Quindi tendiamo un po' a rinforzarci perché forse magari in qualche zona del campo c'era qualche bisogno. Certo. Benissimo, allora come al solito la partita sta cominciando, immagino come dappertutto, allora sì. Linee aperte a partire tra qualche secondo per tutte. Naturalmente vi aggiorno sulle novità. Perfetto, grazie Roberto. Grazie a te. Ciao. Dunque questo era l'ultimo campo in collegamento, credo, sì, benissimo, grazie Gemma. No, è corretto però aggiungere allo stand gastronomico di Monfalcone anche quello di Tamai che non scherza niente. Che non scherza assolutamente niente, che siamo a livelli altissimi. Guarda, io ho avuto l'esperienza non 1 o 2 volte di andare a Monfalcone
è dura tornare a casa. Però a Tamai siamo a livello. Tamai per me sarebbe più comodo, no? Perché sono anche più vicino a casa. Monfalcone, Cordenone sei un po' mi sembrava corretto, giusto. Sarò di Pordenone, ma Tamai resta. Trieste come siamo allo stadio con il chiosco? Si mangia bene, non c'è niente. Benissimo. C'è un baretto nascosto che io non frequento perché ho la fortuna, essendo lo speaker dello stadio, di poter utilizzare il bar dei nobili, quello dei VIP. Il bar dei nobili? Dove mangio le pizzette e bevo la Coca-Cola, quindi non c'è altro. Scusa, siccome sta ridendo e basta, digli qualcosa tu, perché a me non ascolta da anni, ma digli tu qualcosa, no? No, intanto abbiamo delle ufficialità oggi, secondo me, che sono. Sentiamo. Che ormai sta cominciando ad arrivare la brutta stagione, perché Antonello ha messo i pantaloni lunghi, è vero? Oh, guarda, sono contento che l'hai notato. Hai visto? Assolutamente sì. Che sono ero combattuto se venire con i pantaloni corti o con i lunghi. Poi ho detto per cortesia istituzionale devo per forza mettere i pantaloni. La cortesia istituzionale non però non nei miei confronti, sapeva che c'eri tu. Perché no, io lo obbligo a venire in pantaloncini corti, quindi guarda, Massimo più bello, tutte le serate si è presentato con i pantaloncini corti. Sì, ma anche perché erano 40 gradi nelle serate che avete fatto quest'estate, voglio dire, non 20 come sono fuori oggi. 23. No, si sta benissimo, il mare era pieno di gente. A Trieste è bella di suo, di default è bella Trieste, no? Allora io devo chiedere una cosa assolutamente a Alice adesso. Però stava finendo di dire due cose. Sì, devi dire la seconda cosa. Ma lui vede una bella ragazza e va. E perde. No, l'altra cosa è che questa trasmissione, oltre che per il calcio minore, è incentrata sulla partita dell'Udinese, oggi non c'è, l'hanno messa alle 18, ha fatto apposta. quindi vuol dire che tu non conti un cazzo, ma lo sappiamo, ma questo è bello. Però noi ci basiamo. L'importante è esserci, Antonello. L'idea della trasmissione è quella di seguire. L'idea della trasmissione, lo sai benissimo, da quando è nata, cioè 2 anni fa, 2 stagioni fa, era quella di seguire il calcio minore, non l'Udinese. C'è già chi lo fa, lo fanno bene, addirittura sono in 2 adesso che si vanno a pestare i calli. A noi non pesta i calli nessuno, perché se voi cambiate qualche canale, a parte noi e la Serie A che su 7 gol, piuttosto che Tele 4 che ripete la televisione lombarda, nessuno parla di vedi che da buon playmaker ti ho dato un buon assist. Ma tu eri un mito, io ti ho già detto 1000 volte che tu giocavi sotto, io ero sugli spalti a guardarti giocare, a tifare per quella grandissima squadra di quella volta. Allora tu adesso pensa quello che volevo chiederti, perché con la forza del pensiero tu hai già capito cosa volevo chiederti e rispondi. No, adesso c'è la pubblicità, quindi tu adesso hai un gol dell'Empoli. Attenzione, Serie A, l'Empoli va in vantaggio col Napoli e Sarri clamoroso. Comunque, giusto per sono in campo adesso Empoli-Napoli, Palermo-Carpi e Sassuolo-Atalanta. Sampdoria-Bologna rinviata. Perché? Causa maltempo, ma già da stamattina. Perché in effetti anche a Verona-Torino si è giocato hanno detto che è venuto giù il... Ecco, quindi rinviata, ecco, vediamo il gol dell'Empoli. Grande gol. Chi è? Saponara magari ha segnato. Sì, Saponara. Un grande affare il Milan a darlo via, proprio i dirigenti del Milan vedono molto in là. Si mangerà il panettone, sai. Duilio, è il terzo gol che fa in 3 partite. In 3 partite, mi sembra, no? Sì, ha sempre segnato. In Serie D, cominciate le partite, ci risulta ancora tutto sullo 0-0 e allora è il momento di lasciarci per qualche istante, Gemma, è vero? Facciamo un po' di pubblicità, poi vedremo gli highlights e li commenteremo insieme a Duilio della bellissima partita di ieri pomeriggio, Charlis Muzzane Tolmezzo, veramente bella, ci saranno un sacco di sorprese quest'oggi e Alice che ci svelerà quello che penserà durante la pubblicità. Quante rime che ho fatto, ci vediamo tra poco. Speciale Friuli Doc, solo da Inautre, cantinetta, Vinum Design, 40 bottiglie, libero posizionamento, controllo digitale touchscreen, a soli 629 € e tantissime altre occasioni su tutti gli elettrodomestici. Speciale Friuli Doc, fino a sabato 19 settembre, in Outlet, passa da noi. C'è un mondo che gira intorno a te, il mondo Pascià. Pascià, il mondo fatto di divertimento, tornei, tutti i servizi, la squisita pizza a Pordenone, ottimi snack e di giochi più moderni. Pascià, tutte le partite in diretta su mega schermi, perché dovunque tu sia, un Pascià c'è. Paolo Miotto, l'uomo, Miotto, donna, una fusione perfetta in un nuovo store. Un nuovo showroom dove potrete trovare tutta la moda,
l'abbigliamento e gli accessori con quel tocco in più. Miotto Abbigliamento, sempre in centro ad Azzano Decimo. Al Buon Gustaio, sempre più buono, sempre più numeroso. Al Buon Gustaio, le squisite specialità di cucina, la pizza, gli snacks, il servizio catering, i banchetti. Al Buon Gustaio, più buono di così. Comodo, veloce, con tutti i servizi per la pulizia della tua auto. Wash is now. I tunnel di lavaggio con nuovissime spazzole antigraffio e il lavaggio esterno a partire da €6. Con ampia area self-service sempre aperta. Wash is now, anche approfondita pulizia degli interni con i migliori prodotti e un servizio veloce e accurato. Wash is now. Fai un salto da noi. I serramenti ad alto risparmio energetico. Prisco Maurizio. Costruzioni edili residenziali. Preventivi gratuiti per tutti i tipi di serramenti ad alto risparmio energetico. Ed anche pratiche edili, edilizia residenziale, impianti termoidraulici. Prisco Maurizio. Costruzioni edili residenziali. A Iplis di Premariacco. Sono Starnoni Stefano. La mia professionalità, la mia competenza e la cura del cliente sono le mie credenziali. E perché no, anche la convenienza. Il mio cognome è una garanzia. Bentornati in studio. Durante la pausa il Palermo ha pareggiato. No, il Palermo è andato in vantaggio e il Napoli ha pareggiato. Ma va bene uguale. L'Empoli è andato in vantaggio e il Napoli ha pareggiato. E il Palermo... Siete ubriachi tutti e due. No, tu hai detto Palermo. No, lei ha detto Palermo. Il Palermo ha pareggiato. Io ho detto l'Empoli ha pareggiato, ma Empoli-Napoli ha pareggiato, voglio dire. Sì, è vero. Sì. Era in Allora vantaggio sono l'Empoli. io ho appena bevuto la Coca-Cola. Io non ho bevuto niente proprio, quindi guarda, sono ancora le bottiglie chiuse, le altre sono là sotto, se vogliamo le controlliamo. Ha protestato che il bar non è come quello dello stadio. No. Perché cosa? Cioè, mancano le pizzette. Vabbè, allora, però abbiamo i pasticcini. Allora, di Luca Diana. Allora, siccome Luca Diana fa delle buonissime pizzette, adesso tu chiedi a Luca Diana, allora, Luca Diana, la pasticceria Diana di Corso Garibaldi a Pordenone. Allora, pasticceria Diana di Corso Garibaldi a Pordenone. Ti prego, domenica prossima, quelle pizzette buone, quelle con il formaggio, la mozzarella, non so, anche un po' di olivetta, insomma, si può, no? Un po' di olive, così, veniamo qua alle 2 puntuali, giuro che arrivo puntuale. Sì, quindi tu arrivi mezz'ora prima che cominci la trasmissione. La Cristina gioca in trasferta, quindi io ci sarò. E così noi tanto durante le pause andiamo a goderci, perché anche i dolcetti sono buoni, ma le pizzette sono meglio. Allora, questo siccome Luca in questo momento sta lavorando, domani la tagliagliela posto sulla sua pagina Facebook e dico vai aveva segnato anche il Palermo contro il Carpi. Cosa abbiamo detto? Vedi, Palermo è andato in vantaggio. Guarda che lei è male forte. Oggi è male forte la ragazza qua. E l'Auli. È una bella gara. È una bella gara. Sai che Dio li fa, poi li accoppia, no? Quindi...
Allora, siamo rimasti al pensiero di Alice, no? Che Alice doveva leggerti nel pensiero. No, lei sa già, no? Allora, adesso tu ci dici... Ma Alice non lo sa. Dopo... Abbiamo gatti da guardare? Esatto, i gatti guardano l'Alice, ci guardano. Questa dovrebbe essere una trasmissione sportiva. Infatti, gli ospiti stanno guardando. No, anche perché qualche mese fa sono stato al concerto di De Gregori, quindi... Ce la fai, Giovanni? No, non c'è, ma per favore. Sì, allora c'è un collegamento, ma prima del collegamento volevo leggere questo messaggio che è per la nostra Eleonora. Dice: ciao, potete dire alla conduttrice che è una figa allucinante e che non vedo l'ora che torni a casa? Firmato Pato. È il fidanzato o è... No, il gatto, le ha scritto il gatto perché anche i suoi gatti scrivono con WhatsApp. No, non si sa a casa di chi, appunto, per quello che devo essere il fidanzato. No, è il mio fidanzato. Scusa, che allora mi guarda ogni tanto, che bene. Ti controlla. Vabbè, Mi adesso sorveglia. invece l'uomo è l'amore della mia vita e sono in ginocchio sui ceci per annunciare il collegamento con l'avvocato Maurizio Mazzarella. L'angolo dell'avvocato, eccolo qua, da quest'oggi ogni domenica intorno alle 15 avremo l'onore e il piacere, e lui l'onere, di rispondere a noi in questa trasmissione per fare un po' il punto, no, di quello che è successo e partiamo dal discorso proprio che abbiamo fatto io e Duilio, o meglio Duilio, proprio all'inizio di trasmissione, ovvero sia la Sacilese, avvocato, la Sacilese, 4 schiaffoni anche ieri. Ciao Giovanni, ciao a tutti, sono con gli amici Andrea e Leo a vedere il Napoli 1-1. Sì. E il Sacilese 4-0 era previsto, il Venezia è una corazzata, la Sacilese è una delle candidate alla retrocessione quest'anno e quindi è tutto normale. Tutto normale. Senti, ma questo cambio societario, no? A 2 giorni dall'inizio del campionato, dicevamo con Duilio che forse hanno sbagliato i tempi, no? Sì, ha sbagliato i tempi e forse anche la persona. Sì, perché non so questo signor Baù cosa può apportare qua in Friuli da Pinerolo. Non riesco proprio no, stiamo mandando Orlato a Pinerolo, mi sembra, no? Non mi sembra che le capacità economiche siano tali da poter sollevare la situazione. Quindi, non lo so. Forse era un'operazione da evitare e aspettare momenti migliori, tenendo una squadra naturalmente che potesse figurare in maniera dignitosa intanto in Serie B, ecco. Questo è quello che penso io. Parlando di cose più simpatiche, no? Perché ovviamente noi vogliamo bene agli amici della Sacilese e per quanto mi riguarda... È chiaro che, come ho detto domenica, non si può chiedere alla famiglia di Nadal Presotto di continuare a risolvere i problemi della Sacilese in eterno. Hanno tenuto in piedi la barca per tutto questo tempo e sarebbe stato giusto che altri di Sacilese l'avessero rilevata in modo da poter continuare. Così non è stato e giustamente l'hanno data a chi volevano loro. Certo, ecco, scusami Maurizio, grandissimo gol a Sassuolo, grandissimo gol a Sassuolo. Sbagliato il rigore, un attimo. Dell'Atalanta. Che gol! Grandissimo gol dell'Atalanta a Sassuolo, che quindi l'Atalanta in maniera anche sorprendente va in vantaggio a Sassuolo, con Sassuolo capolista Sassuolo. Atalanta c'è l'amico Reia che è molto bravo in difensiva, quindi è difficile. Un gol in rovesciata, Maurizio, un gol in rovesciata, bellissimo. Sì, ma dico Reia è mio amico da sempre, è molto bravo nella fase difensiva. Certo. Ed è convinto come un allenatore bravo proprio anche nell'impostare la squadra. Del resto in Serie A come in terza categoria vince di solito chi è la difesa più forte. Certo. Brutta notizia nel frattempo ci arriva perché l'Abano Calcio va in vantaggio sulla Triestina e quindi primo risultato in Serie D che si sblocca. Il secondo GP, perché non volevo interrompere l'avvocato che stava parlando prima, perché ha appena segnato anche il Tamai, ma tra poco ci collegheremo con Edo che ci spiega tutto. Quindi anche un altro gol e quindi le 2 partite che si sono sbloccate in Serie D sono Abano 1, Triestina 0 e Tamai 1, Mestre 0, bello il Tamai, che d'altra parte tu Maurizio avevi detto che il Tamai è una squadra fortissima quest'anno. No, io ho detto che il Tamai è la squadra più forte del Friuli. Esatto. E che comunque con 1 o 2 acquisti massimo potrebbe addirittura pensare a correre per i primi 3 posti. Certo.
Bene, adesso facciamo un salto a più tardi, perché alle 17:30 al Bottecchia Pordenone c'è la prima partita in casa del nuovo Pordenone, appunto, che si è ben comportato domenica scorsa e affronta in casa appunto Pordenone con l'Albino Leffe. Come vedi questa partita, Maurizio? È una partita che non è proprio così facile come sembra sulla carta, perché anche l'Albino Leffe è una squadra ripescata, eravamo retrocessi, Pordenone, Albino Leffe e Pro Patria, e si ritrovano tutte e tre in Serie C. Quindi è una squadra abbordabile sulla carta, però bisogna stare attenti perché anche loro hanno dei giocatori interessanti e il Pordenone purtroppo soffre un po' nella zona avanzata. Sì. Perché anche se c'è uno schema 4-3-3 che quindi prevede 3 punte o 2 mezze punte e una punta davanti, bisogna anche essere portati a fare gol, a meno che non esplodano tutte in un momento. Certo. Diciamo che i 3 davanti non è che siano dei goleador. Certo. E Mandorlini è uno che non è che fa gol perché ha un altro ruolo. Pederzoli ha fatto un gran gol domenica su punizione, ma non penso che ogni domenica possa ripetersi, e l'altro mediano è un altro che non fa gol, quindi il problema del Pordenone è che manca un punto di riferimento di sicurezza psicologica più che altro davanti, di avere qualcuno che entra in campo e dici questo il gol me lo fa. Ecco. Sì. Potrebbe essere De Cecco, ma attenzione, bisogna avere pazienza perché il ragazzo ha una struttura fisica che secondo me prevede che possa andare in condizione verso novembre. Certo. Perché con quella struttura fisica così ha bisogno di giocare e allenarsi. E solo verso novembre, per intendersi, avevo preso Gava in preistoria 25 anni fa, nei primi 3 mesi i tifosi, in C quella volta, mi dicevano se avevo preso un paracarro o un giocatore. Dopo ha fatto 16 gol ed era diventato l'idolo del Bottecchia, quindi bisogna anche sapere, Gava aveva una struttura fisica incredibile, sembrava Hulk, quindi è chiaro che nei primi 3 mesi non poteva rendere come quelli piccoli, svelti o magri. Bisogna avere la pazienza di aspettare. De Cecco potrebbe essere interessante. Bene, allora Maurizio io ti ringrazio, ci sentiamo domenica prossima ovviamente per il tuo spazio di opinioni e ti auguro buona domenica e soprattutto so che vai a vedere il Pordenone, una buona partita appunto Pordenone-Albino Leffe. Buona domenica anche a voi. Grazie a Maurizio Mazzarella e questo collegamento. Nel frattempo, altro risultato che si sblocca in Serie D, il Calvinoale va in svantaggio in casa col Belluno. Belluno è una bella squadra quest'anno come d'altra parte l'anno scorso. E allora andiamo a ricapitolare le partite di questa domenica 13 settembre. Calvinoale Belluno 0-1, Levico Terme Fontanafredda 0-0, Abano Calcio Triestina 1-0, Monfalcone Dro 0-0, c'è un gol del Napoli, quindi Napoli ribate. L'Empoli? Io ho visto azzurro. Oh. Con un presunto fallo di mano però. Con un presunto fallo di mano. Presunto. L'arbitro... Quindi l'Empoli torna in vantaggio col Napoli. Allora, io finisco la Serie D e ricapitoliamo anche la Serie A. No, aspetta, prima di finire la Serie D vediamo Gemma. Sì, abbiamo in collegamento il nostro Edo che ci descrive che cosa è successo a Tamai. Allora Edo, grande, Tamai in vantaggio sul Mestre, raccontaci. Allora, su un'iniziativa di Diav che ha saltato 2 avversari, si è portato sul fondo, ha crossato al centro, Palladin di prima ha trafitto il giovane portiere del Mestre. Da segnalare che nel Tamai ci sono in campo 2 del 97, uno del 96, 2 del 94 e uno del 95. Quindi una squadra molto giovane, Edo. Dimmi? Una squadra molto giovane, dico. Molto giovane, anche perché Petris e Furlan, che sono i 2 più esperti, sono in panchina perché non sono ancora al 100%, sono un po' sono infortunati e devono aspettare un po' per il recupero. Invece un altro aggiornamento, se non ve l'hanno già dato, perché io da casa avevo visto la scaletta delle partite in Serie D. Ieri, oltre al Venezia Sociedad... L'abbiamo detto, grazie Edo, perché ci siamo sbagliati noi. Sì. Okay. Gli altri anticipi comunque dopo li ribadiamo.
Allora, grazie Edo, ci sentiamo, speriamo, tante volte per tutti i gol del Tamai, va bene? Ma io spero di chiamarvi almeno 2 o 3 volte. Benissimo, va bene, grazie Edo. Allora ricapitoliamo appunto la Serie D, come dicevamo Calvino Ale Belluno 0-1, Levico Terme Fontana Fredda 0-0, Abano Calcio Triestina 1-0. Gol di Ballarini. Chi? Per l'Abano. Ah, grazie. Adesso vediamo se riusciamo a sentire anche Graziano. Monfalcone Dro 0-0, Liventina La Fenadora 0-0 e come abbiamo sentito in collegamento dal comunale di Tamai, Tamai 1, Mestre 0. Quindi adesso finalmente andiamo. Vediamo se qualcuno mi interrompe di nuovo, perché prima volevo chiedere di una mezz'ora, adesso siamo già a 40 minuti. Cosa pensi di questa trasmissione dei primi 40 minuti? La prima volta devo dire la verità che guardo questa trasmissione. Cioè, più che altro per guardarla ci partecipi, no? Esatto. No, a parte che la vedi anche là, no? Perché Sì, anche noi abbiamo i infatti monitor. era devo dire che mi sto informando, nel senso che io, diciamo, non sono un'esperta di calcio, devo dire Come? la verità. Ma io ho visto sul tuo profilo Facebook un sacco di foto di te che giochi a calcio. No, devo dire la verità, quando ero piccolina ho provato anche a giocare a calcio, Sì. perché ero molto maschiaccio. Però poi diciamo crescendo. Massimo è molto maschiaccio Alice. Era. Adesso l'evoluzione. Esatto. Evoluzioni. Poi il calcio non ti è più interessato? No, devo dire che effettivamente non ho molto tempo da dedicarci, Certo. purtroppo, perché ho tantissime attività. Però ovviamente il mio cuore sta all'Udinese, perché Buon gusto. è la Due mia casa. udinesi, Ecco. due miss, tutte e due che tifano Udinese. Non succedeva da... Sì, penso non sia mai successo che 2 su 2 ti fassero, tenessero per l'Udinese. Ma dei calciatori cosa pensi? Beh, Dio, sono dei bei ragazzi molti. No, sai, magari uno dice non mi piacciono i nuotatori, i giocatori di basket, che sono strutture fisiche totalmente diverse. Invece... No, beh, comunque mi accomuna un po', perché anche io avendo una passione, anche se totalmente diversa in un altro campo, devo dire che ci vuole molto impegno, molta dedizione, e comunque è qualcosa che occupa la vita, nel senso che lo fanno di più il mestiere, cuore, no? Sì. Loro anche guadagnano, devo dire. Però insomma è Attenzione, comunque... Massimo e Guido, guadagnano quelli che giocano in Serie A Sì, Serie B, perché i ragazzi che sentiamo che stanno giocando adesso in Serie D, se non hanno anche un altro lavoro, Duilio, a parte qualcuno, è molto difficile, no? Però insomma si parte dal basso e poi... Sì, ma per dirti, perché tanto il mazzo se lo fanno uguale in Serie A e in Serie D, la differenza è che in Serie A portano a casa milioni e in Serie D i rimborsi spese che sono 300, 400, 500 forse euro. il mazzo se lo fanno più in Serie D che in Serie A. Ecco, vedi. E ovviamente anche perché tecnicamente chi gioca in Serie D, a meno che non sia un ragazzino giovane, non è portato come quelli della Serie A. Certo, o non ha avuto la fortuna o le opportunità. Invece i giocatori di basket non ti piacciono, sono troppo alti, troppo muscolosi. Ma Dio, non ho mai avuto giocatori di basket come morosi, giocatori di calcio sì. Ah, attenzione! No, intanto sei single? Attualmente sì. Allora apriamo le linee per favore, Gemma. Tira fuori l'elimina code. Alice è single. Quindi pareggio del Sassuolo nel frattempo. Oh, ma devono sempre rompere i maroni quando stiamo parlando di cose serie. Il Sassuolo pareggia. Con queste cose di calcio. Sì, non lo so, neanche seguissimo il calcio noi. Sassuolo 1, Atalanta 1, quindi la capolista. È bello dire del Sassuolo la capolista. Parliamo di cose serie. Un attimo, diamo questa informazione così frugale, Sassuolo 1, Atalanta 1 e torniamo a parlare con Alice. Quindi dicevamo, Gemma? Sì, apriamo le linee, elimina code. Elimina code per Alice, il tuo uomo ideale, Alice? Ah, Dio, direi un uomo carismatico. Carismatico? Ti piace Silvio Berlusconi? No, attenzione, praticamente è già eliminato il 99% della popolazione maschile. Ha pareggiato il Carpi quest'estate, eccolo là, infatti, il Palermo Carpi. Carpi 1. Porta bene Alice, fa segnare. No, io adesso chiamo Tavecchio e gli dico di non rompermi i maroni quando parlo con le ragazze. Quando io parlo con le ragazze non dovete segnare in Serie A, per cortesia. Dai, fallo. Allora, eravamo rimasti ai giocatori di basket. No, all'uomo ideale. Tu proprio sei andata ma tanto. Ma io sono vecchia, sono loro che sono siamo già... arrivate no, lei che è fidanzata. Si stava spiegando. Ciao Patto. Guarda, io veramente non... Sei un martire, santo martire. Allora, sì. Dunque, dicevamo, uomo carismatico ma non Silvio Berlusconi. Ok, poi? Poi, che abbia comunque delle passioni. Sì, che tipo? comunque
non so. Quelle che piacciono anche a te, credo. No, beh, Dio, un uomo che fa uncinetto penso che sia un po' difficile da trovare. Ma magari fa la maglia. Beh, quello può anche che non sia la solita passione conosciuta. Vabbè, volevo salutare il nostro amico Marco che dice: ehi là, ieri anticipo 0-0 nel derby, oggi con voi Marco da Billiris Riviera Calcio. Va bene. Lui è Ciao sempre Marco, con noi. Ciao. Sempre, grazie di essere qua. Dunque, passione uncinetto, vabbè, la maglia va bene uguale perché comunque si tratta di intrecciare dei fili, no? Sì, diciamo di sì, ma comunque in genere è un uomo che ha delle passioni, Sì. può anche essere il calcio, il basket. Anche Tu andresti volentieri allo stadio con un uomo carismatico, cioè tu nella tua vita andresti volentieri allo stadio? Sì. Bene, tanto abbiamo tanto tempo per parlare con Alice. In Serie D non cambia niente ancora, il massimo più bello qua intanto perché è il nostro grandissimo amico, anche perché l'ho obbligato a venire, parliamoci chiaro, giovedì sera nel suo ufficio mi ha detto o vieni o da qua non esci. O vieni. No, anche perché finalmente dopo non so quanti anni la nazionale di basket si sta comportando benissimo agli europei. Chi meglio di Massimo può parlarci della nazionale di basket italiana, no? Era dai tempi... Quanti anni sono passati dopo l'ultimo bel successo? 99, no, medaglia d'oro agli europei. Sì. Meneghin, De Paul. Esatto. No, qualche anno fa non erano arrivati Bonera. anche qualche torneo? No, Sì? sbaglio io. No, No. penso che tu ti sbagli. Mi sbaglio, insieme sai che io non seguo assolutamente il basket. No, È possibile che i 4 tra virgolette americani, no? I 4 che giocano nell'NBA abbiano portato una mentalità diversa all'interno della nazionale, per cui appunto 2 vittorie clamorose poi con la Spagna e soprattutto abbia fatto un cambio di mentalità rispetto alle vecchie nazionali di basket? No, è più che altro, non penso tanto alla mentalità quanto sicuramente il valore di questi 4, di cui 3 ancora in NBA, in quanto uno adesso è tornato a giocare in Europa. Io direi che il grande successo lo sapremo dopo stasera, se è tale o meno, perché stasera con Israele, stasera con Israele agli ottavi, eliminazione diretta, ritengo che capiremo se questa nazionale è una nazionale veramente valida o meno, nel senso che fino adesso ha avuto degli alti e bassi. Sicuramente il risultato è positivo perché aver battuto la Germania in casa propria o piuttosto che aver battuto la Spagna, anche se non è certo la Spagna delle ultime manifestazioni internazionali, sicuramente sono buoni risultati. Però a mio avviso, e chi ne capisce un poco di pallacanestro, è una nazionale con dei limiti, cioè si basa molto su questi grandissimi 3 giocatori che appunto sono protagonisti anche in NBA, però ritengo che manchi quello che è l'asse portante del gioco della pallacanestro, cioè l'asse playmaker pivot. Siamo una nazionale sicuramente interessante, sicuramente talentuosa, però senza questo asse portante del livello delle altre squadre più forti di questo europeo. Certo, previsioni per questa sera? Quindi un numero 4 praticamente, come si suol dire, no? No, numero 1 e numero 5. Ah, ok. Ecco, previsioni per la partita di questa sera, Massimo? Ma Israele è una squadra che, come l'Italia, è una squadra con giocatori non particolarmente forti fisicamente, non particolarmente alti, e quindi potremmo avere un giovamento da tutto questo. Ribadisco, se le 3 star giocano ai livelli che hanno giocato le partite più importanti, dove erano più motivati e quant'altro, sicuramente potrebbe diventare anche una passeggiata. Però d'altro canto il fatto che Israele giochi con situazioni abbastanza perimetrali, situazioni non certo standard della pallacanestro, potrebbero crearci anche diversi problemi, quindi non è una partita facile sicuramente. Certo. Bene, naturalmente torneremo a parlare degli europei di basket, andando a vedere anche le altre squadre che stasera giocano, perché sono qualificate alla squadra al turno successivo. Io direi, facciamo una cosa, ci fermiamo un minuto in anticipo rispetto al solito, così dopo abbiamo un po' più spazio, perché vi svegliamo un grandissimo segreto di Valentina, che io ho scoperto grazie alla mia rete di informatori. Ma è già è timida. Poi parleremo con gli amici del Pasha Dart Team delle belle vittorie che oramai state vincendo da quanti anni voi? Siete
siete veramente una cosa incredibile, no? Andate sempre avanti a vincere. Sono 5 anni di fila. 5 anni di fila. Il regionale, l'italiano l'anno scorso, e proveremo a novembre a fare il triplete con la Coppa Italia. E siete a Bolzano di nuovo? Salso Maggiore. Salso Maggiore, là sì che ci sono le terme. Sì, ma non abbiamo tempo. Non avete tempo, anche perché insomma andare all'acqua voi no, no, meglio la lì a birra. Berlaqueta è duro. Dura Berlaqueta là, Per loro dico, per loro. Sì, per loro sì, chiaro. Perché poi Andrea, so che tu, a parte tirare molto bene, appunto, come si dice? Tirare il falsette? Tirare si dice? Tirare. Ecco, so che tu sei un buon vocale, no? Mi sembra anche, no? Mi dicono no, sventiamo assolutamente in diretta televisiva. Notizie falsissime. Qua siamo tutti Siamo al limite dell'astemia, vero? Sì. Qua siamo tutti astemi. Lui è astemio, mi sembra. Antonello non beve proprio niente, no? Non bevo superalcolici, bevo un po' di birra. Un po' di birra, ma un boccale perché al secondo canto la Traviata e al terzo faccio anche la Ida. Allora, la prossima ti rendi conto, se si permettesse di bere già così da sobrio? Cioè, non voglio neanche immaginarlo. Grazie, ricordati la sorella. prossima volta che abbiamo Antonello no, quindi domenica prossima hai detto che torni perché torna Silvia, quindi ci sei anche tu. Dobbiamo ricordarci, Gemma, di portare la birra perché voglio sentirlo cantare la Traviata in diretta. No? Nessuno ci ha mai cantato la Traviata qua in diretta. La Ida invece quando Sì, ma la marcia trionfale della Ida io non me la perderei. Sai che la prendiamo con i fustini, sai che i fustini. Al terzo. Te lo mettiamo lì, ti sentiamo Io là. alla seconda birra in centro a Trieste mi sono messo a cantare una canzone a Francesca che... E sta ancora insieme a te? E sta ancora insieme a te? Ciao Francesca. Vabbè. Allora ricapitoliamo la Serie A quando siamo giunti al 31esimo più o meno su tutti i campi. Allora, Empoli-Napoli 2-1, Palermo-Carpi 1-1, Sassuolo-Atalanta 1-1, Sampdoria-Bologna vi ricordo rinviata. Per quanto riguarda invece la Serie D sempre al 31esimo, Calvino Ale Belluno 0-1, Levico Terme Fontana Fredda 0-0, Abano Calcio Triestina 1-0, Monfalcone Dro 0-0, Liventina La Fenadora 0-0 e Tamai Mestre 1-0. Noi ci fermiamo per una... No. Sì, ci fermiamo, volevo solo salutare al volo il nostro Marco di Trieste che ci ha messo un sig, no? Perché la Triestina appunto sta perdendo. Manca un quarto d'ora, più recupero, più tutto il secondo tempo. Sì, però è stato bravo perché ha detto Marco facciamo così, Marco Trieste così mi distinguo dall'altro Marco che del Riviera Calcio. Che bravi che sono i nostri telespettatori, fanno tutto loro, ma bravi. Andiamo a casa GP. Quando in questa trasmissione c'è un conduttore così, cosa vuoi fare? Andiamo allora ci fermiamo per un attimo, subito la pubblicità. Lei va a mangiare, se riesce a aprire non mangia niente, benissimo. Io vado ad ammirare i pasticcini. Ecco. Uffa. No, pensavo il fatto che tu non puoi aprire la... Vabbè, è meglio che andiamo in pubblicità. Andiamo in pubblicità che è meglio al momento. Speciale Friuli Doc, solo da Inautre, cantinetta, Vinum Design, 40 bottiglie, libero posizionamento, controllo digitale touchscreen, a soli 629 euro e tantissime altre occasioni su tutti gli elettrodomestici. Speciale Friuli Doc, fino a sabato 19 settembre, in Outlet, passa da noi. C'è un mondo che gira intorno a te, il mondo Pascià. Pascià, il mondo fatto di divertimento, tornei, tutti i servizi, la squisita pizza a Pordenone, ottimi snack e di giochi più moderni. Pascià, tutte le partite in diretta su mega schermi, perché dovunque tu sia, un Pascià c'è. Paolo Miotto, l'uomo, Miotto, donna, una fusione perfetta in un nuovo store. Un nuovo showroom dove potrete trovare tutta la moda, l'abbigliamento e gli accessori con quel tocco in più. Miotto Abbigliamento, sempre in centro ad Azzano Decimo. Al Buon Gustaio, sempre più buono, sempre più numeroso. Al Buon Gustaio, le squisite specialità di cucina, la pizza, gli snacks, il servizio catering, i banchetti. Al Buon Gustaio, più buono di così. Comodo, veloce, con tutti i servizi per la pulizia della tua auto. Wash is now. I tunnel di lavaggio con nuovissime spazzole antigraffio e il lavaggio esterno a partire da 6 euro. Con ampia area self-service sempre aperta. Wash is now, anche approfondita pulizia degli interni con i migliori prodotti e un servizio veloce e accurato. Wash is now. Fai un salto da noi.
serramenti ad alto risparmio energetico. Prisco Maurizio, costruzioni edili residenziali, preventivi gratuiti per tutti i tipi di serramenti ad alto risparmio energetico ed anche pratiche edili, edilizia residenziale, impianti termoidraulici. Prisco Maurizio, costruzioni edili residenziali, a Iplis di Premariacco. Sono Starnoni Stefano. La mia professionalità, la mia competenza e la cura del cliente sono le mie credenziali. E perché no, anche la convenienza. Il mio cognome è una garanzia. Rieccoci di nuovo in studio, nel mentre l'Atalanta è passato in vantaggio sul Sassuolo, quindi Sassuolo 1, Atalanta 2. Sì. GP, io ci ho provato a mangiare, ma... Non si è aperta la bocca? Mancava il frullatino, bisognerebbe fare un frullatino. Mix. Le pappette. Però pian pianino ce la farò, tempo fino alle 5, posso farcela. Beh, portale a casa, poi ci pensa... Pato. Paolo. Pato. Ok, vabbè. Ci pensa lui a frullarle. A proposito... Comunque, no, a proposito niente, GP. Ti devo dare una brutta notizia. C'è Maurizio Mazzon al telefono. No, allora, Maurizio? Pronto? Cos'è successo? È successo che al 26esimo del primo tempo un'entrata maldestra in area di Malerba ha tagliato la strada al numero 11 del Levico, detto Raffaele Baldo, e l'arbitro ha decretato il calcio di rigore che Mattias Tessaro ha realizzato. E fino a quel momento un Fontana Fredda abulico, un Fontana Fredda per quanto mi riguarda presuntuoso, che ha senza dubbio meritato lo svantaggio. Poi una volta sotto, invece, dopo 4 minuti, tanto che aspettavo di collegarmi con voi, sì. È stata una splendida giocata di Moras sulla fascia, ha messo la palla in mezzo ed è arrivato Alcantara di testa e ha tradotto il gol, abbiamo fatto l'1-1. Resta però la prestazione che fino a questo momento è sicuramente al di sotto delle aspettative. Certo. Vabbè, speriamo che le cose possano migliorare, no? Visto che manca tanto tempo tra questa fine del primo tempo. Sì. Sai, al di là del fatto che uno giochi bene oppure giochi male, sta di fatto che fino adesso abbiamo giocato con la presunzione di chi pensa di essere più forte dell'avversario e che di questo passo non si va da nessuna parte, questo è il mio personalissimo parere. Insomma. Certo. Bene Maurizio, grazie e ci aggiorniamo più tardi allora. Grazie a voi, arrivederci. E allora ricapitoliamo quello che sta succedendo in Serie D, dove più o meno su tutti i campi si sta giocando il 38esimo minuto del secondo tempo. Allora, Calvino Alebe 1-0-1, come abbiamo sentito in diretta da Levico Terme 1, Fontana Fredda 0, Abano Calcio 1, Triestina 1-0, UFM Monfalcone Dro e Leventina La Fenadora 0-0 e Tamai Mestre 1-0. In Serie A invece, Eleonora? Serie A, Empoli-Napoli 2-1, Palermo-Carpi 1-1, Sassuolo-Atalanta 1-2. Va bene, allora adesso facciamo un passo indietro insieme a Duilio e andiamo a vedere gli highlights del primo tempo di Charlis Muzzane Tolmezzo, una partita che si è giocata ieri alle 16 allo stadio di Carlino, un impianto molto simpatico, anche lì non si scherza niente con il chiosco, devo dire la verità.
Ha cominciato abbastanza bene il Tolmezzo portandosi in avanti Duilio, poi però diciamo un po' si sono accesi gli animi perché ci sono stati nel primo tempo 2 espulsioni, qui vediamo una punizione proprio dopo pochi istanti del Tolmezzo, una bella parata del portiere. Charlie Smuzzane che quest'anno ha cambiato parecchio, no, Duilio, sì. E soprattutto ha preso, ecco qua il gol su punizione, qua erano ancora 11 contro 11, è arrivato un allenatore delle giovanili dell'Udinese che tu conosci molto bene. Certo, Massimiliano Giatti, allenatore giovane, allenatore molto, molto in gamba. Ecco, qua il rigore, scusatemi, questa è l'azione del rigore, il replay con le immagini ingrandite, come ti dicevo prima, durante la pubblicità, questi rigori si possono dare o non dare, vero? Guarda. Sì. Sì. Sì, è vero che l'ha un po' spinto da dietro, naturalmente va lo specialista Fabbro, addirittura palombella in mezzo alla porta e gol, il primo gol del Charlie Smuzzane che raddoppia poco più tardi, ma nel frattempo rimane anche in 10 e tra poco vedremo anche il fallo di espulsione perché è stato prima espulso un giocatore del Charlins e poi successivamente uno del Tolmezzo. Diciamo, questo allenatore in cui ha creduto molto Vincenzo Zanutta, perché di solito in eccellenza si vanno a prendere, eccolo qua, l'espulsione del giocatore. Allora, prima di parlare dell'allenatore, vediamo il replay, qua c'è un replay. Anche qua secondo me è un'espulsione Duilio forse eccessiva. Adesso vediamo, ecco, il replay con le immagini ingrandite. Sì, c'è una gomitata, no? Però stanno correndo a ritroso e vabbè. Cioè forse il giallo sarebbe forse stato esatto. Sufficiente, ecco. Altrimenti se fischi tutto finisci 8 contro 8, c'è poco da fare. Sì. No, secondo me hanno fatto bene, cioè, anche l'anno scorso avevano un signor tecnico, attenzione. Ecco, qua ti fermo di nuovo, l'espulsione del Tolmezzo, anche qua adesso vediamo il replay, il Sassuolo nel frattempo segna e quindi torna in vantaggio 3-2 con l'Atalanta. Ecco, 2-2. Questa è l'altra, scusate, 2-2. Anche questo, mi sembra eccessiva l'espulsione. Sì, perché non mi sembra proprio volontario, no, il discorso, di conseguenza non fai a dare il rosso, sì. Così. Chiaro, è saltato col gomito alto, ma insomma non è che sia andato a cercarlo. Sì, sono normali azioni da gioco, no? Sì, Con l'agonismo. sì. E questo è lo splendido secondo gol del Charlis, un'azione bellissima, adesso la vedremo al replay. Questo è il 2-0 del Charlis Smuzzane, vedete un controllo a centrocampo molto bello, palla in avanti, grandissimo controllo, non so se sia dalla Bianca o meno, sinceramente durante la partita non è che si vedessero molto i numeri, bellissimo taglio, arriva in diagonale l'attaccante del Charlis. Che dall'altezza sembrava della Bianca. Ecco. Sì, dall'altezza mi sembra sì che l'assist abbia fatto della Bianca, che ieri insieme a Fabbro ha giocato molto bene, facendo forse lui un passo indietro e Fabbro la prima punta. Lì è stata il tuo amico, no? L'allenatore. Allora io dico Max, io l'ho conosciuto anni fa, che abbiamo lavorato assieme nelle giovanili del Donatello. Poi io sono tornato in provincia di Pordenone, lui è passato all'Udinese, poi sempre facendo le giovanili. E bravo, una persona con una grande intensità che dà anche durante gli allenamenti eccetera, mi impressionava il fatto che ogni allenamento lui lo finiva senza voce, ma non perché sbraitava a caso, era proprio a caricare ogni tipo di movimento, quindi una persona in gamba. Ovvio che fino all'anno scorso ha solo fatto settore giovanile. Certo. Ora quest'anno sicuramente è una scommessa sia per la società e anche per il mister, che sicuramente darà una svolta anche alla sua carriera probabilmente. Ovvio che il compito che lo aspetta non è semplicissimo, perché la squadra, la società anzi punta sicuramente dichiaratamente ai primi posti, e quindi questo si aspetterà anche dal mister. Certo. In più ha cambiato anche più di qualche pedina nella rosa rispetto all'anno passato, e secondo me anche far coesistere, cioè ora
io non li conosco direttamente, ma della Bianca con Fabbro, che sembrerebbero quasi due prime punte, e se lui ieri, come mi dici tu, che hai visto la partita, i due si sono comportati molto bene, vuol dire che sta incominciando a vedere il frutto del lavoro di Max, perché far coesistere due così non è semplice, pur trattandosi di due grossi giocatori, perché sicuramente due giocatori di categoria superiore, assolutamente, diciamo. Entrambi che possono garantire una ventina di gol a campionato, tranquillamente. Ecco, se adesso vediamo anche gli highlights del secondo tempo, dove il Tolmezzo era riuscito a, eccolo qua il secondo tempo, il Tolmezzo diciamo il secondo tempo, dopo un primo quarto d'ora in cui il Charlis comunque ha tenuto il bandolo della matassa, del gioco, insomma, ha giocato bene, ricordiamo che ha giocato tutto il secondo tempo e gran parte del primo 10 contro 10, quindi non è che facesse caldissimo ieri a Carlino, però giocare prima di campionato 10 contro 10 tu che alleni a Duilio non è semplice la prima giornata di campionato. Cosa dici? Assolutamente non è semplice, è chiaro che poi tutto si ripercuote nel gioco e le squadre si allungano e cambiano le partite ovviamente. La stessa cosa è successa ieri a Cordenons comunque, perché non qua il gol del bellissimo gol del Tolmezzo, adesso lo vediamo appunto con il replay, con le immagini ingrandite, è molto molto bella questa azione, e da qua il Charlis ieri è andato un po' in bambola, no? Si è un po' giochicchiato. Vedremo poi proprio all'ultima azione, dopo ci sarà il fischio di chiusura, il salvataggio del portiere, grandissima parata del portiere del Charlis, veramente un bravo portiere. Prego. No, comunque premesso che, ripeto, secondo me il Charlis è ancora una squadra magari con i lavori in corso e può solo migliorare. È una vittoria quella di ieri importante, anche perché il Tolmezzo ben ha figurato e ben si è comportato l'anno passato, quindi squadra tosta, coriacea, che non molla fino alla fine, con quest'attaccante Gregorutti, che credo abbia giocato ieri, ecco, che l'anno scorso ha fatto un sacco di gol. E di conseguenza è un buon risultato, insomma, anche per incominciare a lavorare con più tranquillità in vista dei prossimi impegni. Ecco, tu che hai visto ieri Cordenons invece Vesna. Ecco, cosa ti ha colpito in positivo del Cordenons e cosa in negativo? Allora, in negativo c'è stato il fatto che il primo tempo, per gran parte del primo tempo, ha comandato il Vesna, assolutamente, però non credo sia una nota negativa del Cordenons, credo sia proprio una caratteristica positiva del Vesna, perché l'ho visto giocare anche l'anno scorso e mi ha fatto più o meno la stessa impressione, un'ottima squadra che gioca molto bene a calcio. Certo. Il primo tempo il Vesna poteva, non dico chiudere la partita, ma portarsi anche sul 2-0, anche perché un paio di gol dopo l'1-0 li ha sbagliati, uno poi abbastanza roccambolesco a mezzo metro dalla porta, in sostanza. C'è da dire che il Cordenons ha sbagliato un rigore e poi ha avuto la fortuna e la bravura di pareggiare all'ultimo minuto del primo tempo. Certo. Quindi vanno a riposo 1-1, ripeto, il Vesna che aveva mantenuto il controllo mia di massima per quasi tutto il primo tempo, ha corso molto però. Tornando al discorso del caldo di ieri, eccetera, nel secondo tempo il Vesna è calato in maniera evidente. Il Cordenons ha mantenuto invece sempre la stessa andatura e nel secondo tempo il Cordenons ha meritato secondo me di vincere. Certo. Dopo, a prescindere che il Vesna sia rimasto in 10 o cosa, ma nel secondo tempo il Cordenons ha fatto molto bene, si è dimostrato squadra completa, ecco, completa, tosta e con un attacco. Ragazzi, c'è questo Dino Scian davanti che è tanta roba. Anche Andrea annuisce, perché Andrea sa di calcio. Perché c'è Dino Scian, ma poi c'è Sessolo, Roman del Prete e quant'altro, ma Dino Scian ti fa reparto da solo. Certo. E quindi il primo gol l'ha inventato lui praticamente ieri, il secondo l'ha fatto
che dobbiamo dire? Comunque molto bene tutte e due, e per me il Cordenons ha fatto 3 punti contro una diretta concorrente per le prime posizioni, un ottimo risultato, meritato comunque alla fine. Dicevo che Andrea si intende molto di calcio perché ci dicevi che tu sei stato un portiere di calcio, vero? Sì. Come mai hai smesso Problemi fisici. Problemi fisici. Vedi che ti porto i portieri, perché lei vuole, il prossimo fidanzato ha detto un portiere vuole. Non penso di fare, ma il mio fa il portiere, Tu mi hai detto che non gioca più. D'Albergo. No, fa il portiere d'Albergo. Portiere di calcio vuole lei. No, voglio il portiere d'Albergo. Fa il portiere d'Albergo. Vuoi il portiere d'Albergo? No, io mi ricordavo il portiere di O calcio. voglio una portiera della macchina. Non lo so quello, ma cosa chiedi a me queste cose? Non le so. Sono confusa oggi, sai che... Sì. Oggi, le altre volte no, le altre volte oggi è confusa. Ti trovi bene con me per questo, perché Esatto. puoi fingere di essere una persona seria fianco a me. Già, vabbè. Allora, Massimo, ti piace il calcio balilla? Sì, direi di sì. È divertente, vero? Soprattutto se magari c'è qualche pazzo che si è inventato il calcio balilla da giocare 11 contro 11. Sì, ma è già... ma adesso abbiamo delle immagini. Hai già presentato, proprio una trasmissione, penso che è la prima volta che sono venuto qua, hai presentato questa adesso vediamo invece delle immagini che hanno girato loro, poi abbiamo montato noi, girate quest'estate a San Vito a Tagliamento presso il Pasciadi, eccolo qua, calcio 11 contro 11, guardate che è veramente un casino atomico. Non so se... Quante palline? Una? No, 7. 7 palline contemporaneamente. 7 palline, vedete? Ma si può rullare? No, non si può rullare. Tu Alice hai mai giocato a calcio balilla? Devo dire la verità, sì. Ecco, sei forte, sei brava? Dipende contro chi, insomma. Sì. No, comunque sì, ci ho sempre giocato. Da bambina avevo anche il calcetto a casa, in taverna. Ecco. Gol dell'Empoli. Però a calcetto 11 non l'ho mai provato. Non hai mai provato 11 contro 11? Tu invece? Sono a metà campo, non vedo nemmeno la porta. Però gioco a calcetto con gli amici di Lignano. Giochi a calcetto con gli amici di Lignano? Sì. Chi sono? Vuoi salutarli? Come si chiamano i tuoi amici di Lignano? Saluto Gentian. Chi? Gentian. Ma un nome vero? Un nickname? No, è un cartone animato. È un cartone animato? Fa il cosplay? No. Ma tu hai il fidanzato? No. No. Attenzione, altro non è una malattia, No, LGP 1552. No, non puoi, perché già prima con Alice, poi anche con lei, cioè io ho dovuto bloccarle le linee, ho lasciato solo quella per i nostri inviati. Ecco. Il numero segreto, a proposito di nostri inviati, c'è il nostro Edo che ci ha comunicato che è finito il primo tempo a Tamai, ma ha qualcosa da dire, tipo su come si è giocato, come si è giudicato, ci parla direttamente lui. Benissimo, allora collegamento con Tamai per questo primo tempo di Tamai Mestre, ribadiamo il risultato 1-0, prego Edo. Allora Giovanni, qui diciamo che la partita, il primo tempo è finito sull'1-0 con l'arbitro resosi protagonista di 2 episodi un po' clamorosi, uno l'espulsione di Diab, 2 falli in una partita e ne ha subiti 50, sì. Praticamente lui 2 ammonizioni. Espulso lui, espulso anche il mister De Agostini. Ah, proprio ha fatto l'unplan, sì. Ah sì, allo scadere proprio del primo tempo. Sì. Diciamo che qui la partita per il momento è diciamo la freschezza atletica dei giocatori del Tamai ha la prevalenza sull'esperienza e il gioco tecnico del Mestre. Certo. Per il resto nient'altro da dire, tranne che un arbitro un po' scarsino, diciamo. Va bene. Grazie Edo, abbiamo da dare una bellissima notizia perché il Fontana Fredda ha pareggiato, quindi Levico Terme 1, Fontana Fredda 1, vediamo se a me risulta così con Datasport, controlla anche tu Gemma. Come? L'aveva già detto prima Maurizio che aveva pareggiato. Ah sì? Bene, sono bello rimbambito. Gol di Alcantara. Ecco. Cross di Moras. È vero. Sono rimasto indietro. No, sapete perché ho seri problemi. No, scusa, neanch'io, anch'io me la sono persa questa. Siamo in due. Allora, l'aria di oggi è veramente... mi piace che la sua frase è finita con ho seri problemi. È l'unica cosa vera che ha detto in quanti 157 anni di vita. Quanti ne hai? Più della mia tartaruga sicuramente.
Ti vogliamo bene io e Gemma. Cioè, Volevo solo fare un commento su quello che ha detto l'inviato di Tamai, che mi fa incavolare sta cosa, perché il Diav espulso è qua, di Udine lui, il ragazzo, no? È un ragazzo straordinario, dovrebbe essere un classe 91, credo lui, fortissimo, che se non fosse per il carattere eccetera secondo me giocherebbe nei professionisti, ed è per lui non riesce a fare 3 partite di fila, perché comunque viene espulso, non c'è niente da fare. È vero che gli fanno 10 falli consecutivi, però lui reagisce ogni volta e probabilmente gli fanno anche perché sanno che reagisce, e non c'è nulla da fare, e questo va sempre fuori, con lui giochi 10. Tu devi solo sperare che nei primi 20 minuti faccia gol e vai in vantaggio, perché poi sai che rischi che lui comunque non giochi. Vediamo cosa succede, Gemma. No, niente, stavo pensando che anche tu, se non fosse per il carattere e per l'aspetto fisico, anche tu avresti una fidanzata. Ma purtroppo, se non fosse, si può mica ragionare così adesso. Giornatona oggi, Giovanni. Io vorrei però spezzare una lancia a favore di Gippi. No, lanciare una lancia in faccia a Gippi va bene. No, non posso. Gippi è un amico, quindi... Lui non ha tempo per le fidanzate, è troppo impegnato perché giustamente è redazione, è autore, è regista, è montatore, non hai tempo. È montatore. Sì, montatore. Si chiamano così? E comunque... Dimmi grazie Giovanni. Dimmi grazie Giovanni. Grazie. Dimmi. Prego. L'hai pagato. C'è anche tuo cugino che ti scrive, per quello ti ho detto in realtà come sei, perché Simone da Bibbione dice: ciao, finalmente vi rivedo in TV. E in realtà noi siamo qua già da domenica scorsa, sei tu in ritardo, Simone. Grazie per tutta l'informazione sportiva che date. Quale? Cioè, uomini e donne qua. Un saluto a Giovanni. Ma è vero che firma autografi? Sì, in banca, lo chiamano spesso in banca per gli autografi. E c'è in collegamento il nostro Maurizio Mazzon. Vedi che il risultato non era 1-1, era diverso il risultato. Ce lo dice. Ci aveva parlato di Moras, ma infatti mi sembrava che avessero rimbambita. Ma... Adesso vediamo. Allora, vediamo il pareggio. Maurizio, prego. Prima Moras, scusa, Alcantara sul cross di Moras. Sì. E poi all'ultimo minuto è tornato in vantaggio il Levico su un altro preziosismo da parte nostra, che figlio come sempre della presunzione che dicevo prima, di chi non ha capito che per stare a galla in un campionato del genere bisogna lasciare qualche volta da parte il fioretto e poi lasciamola. Certo, quindi il risultato 2-1 a fine del primo tempo. 2-1 per il Levico, meritatissimo. Meritatissimo, benissimo. Bene, grazie Maurizio, ci sentiamo per il secondo tempo. Noi intanto andiamo a ricapitolare tutti i primi tempi per quanto riguarda la seconda giornata della Serie D Girone C. E allora, Calvino Belluno 0-1, Levico Fontanafredda 2-1, Abano Calcio Triestino 1-0, Monfalcone Dro 0-0, Liventina La Fenadora 1-0 e Tamai Mestre 1-0. Questi i primi tempi. Allora, tra poco parleremo ancora di calcio balilla ad 11, che è divertentissimo, avremo delle bellissime cose da farvi vedere, però voi vedete che oggi non c'è la musica dal vivo, perché purtroppo l'artista che doveva essere presente qua non sa suonare gli strumenti. Lui, no, gli diamo una birra e canta la Ida. Non c'è la birra, se vuoi ti puoi scolare una bottiglia di prosecco al limite. E allora io ho portato 3 clip musicali assolutamente dal vivo, uno spettacolo che abbiamo portato in giro per i locali questa primavera, e in questo caso c'è Serena Rizzetto che ci canta una bellissima canzone di Whitney Houston, è registrato ma in realtà cantava dal vivo, eravamo al ristorante Adriatico il 7 di maggio, e allora eccola qua questa bellissima canzone cantata, eseguita, interpretata, dite come volete, da Serena Rizzetto. Change all my colors for you. Take my love, I never asked for too much. Just all that you are
and everything that you do. I don't really need to look very much further. I don't wanna have to go where you don't follow. I will wanna break again, this passion inside. I can't run from myself, there's nowhere to hide. Don't make me close one mother. I don't wanna hold anymore. Save my arms if you're there. I must let it imagine you there. Don't walk away from me. I have nothing, nothing, nothing if I don't have you. You see through right to the heart of me. Every time I walk with the stretch of your love, I never knew love like I knew it with you. Without memories of I wanna can hold to. I don't really need to look very much further. I don't wanna have to go where you don't follow. I will wanna break again, this passion inside. I can't run from myself, there's nowhere to hide. You don't make me close one mother. I don't wanna hold anymore. Save my arms if you're there. I must let it imagine you there. Don't walk away from me. I have nothing, nothing, nothing. Don't make me close one mother. I don't wanna hold anymore. Stay in my arms if you're there. I must let imagine you there. Don't walk away from me. Don't walk away from me. Don't you dare wait away from me. I have nothing, nothing, nothing if I don't have you. If I don't have you. If I don't you. Veramente un applauso a Serena Rizzetto, perché voci così, ma io in Friuli Venezia Giulia ne ho conosciute poche, forse Elisa, ecco, più di lei forse, che dal vivo questa è una potenza. Gemma! Sì, è arrivato un messaggio che dice: bravi ragazzi, siete bravi. Voglio ricordare a Giovanni che oggi le ragazze della Grafi Studio, giovanissime, che ieri hanno vinto contro le austriache 8-0, oggi hanno pareggiato 1-1 contro il Cordignano giovanissimi maschili. Allora, ringraziamo Paolo Miotto e i suoi amici, appunto Grafi Studio Pordenone Calcio Femminile, che avremo prossimamente qua in studio. Loro giocano appunto la domenica mattina, loro sono giovanissimi e veramente io ho visto un bel torneo a San Quirino quest'estate. Anche il calcio femminile in provincia di Pordenone funziona, oltre che qua ovviamente ad Udine, dove c'è ovviamente la Grafi Studio Tavagnacco che viaggia sempre molto molto bene. Dunque ci fermiamo, c'è una pausa pubblicitaria, poi rientriamo perché
dobbiamo vedere un sacco di cose di Valentino, un sacco di cose di Alice, dobbiamo parlare del calcio balilla, dobbiamo parlare dei darts, ovviamente, di loro che vincono oramai tutto a tutti i livelli. Ci vediamo tra pochissimo, che vi aggiorniamo per quanto riguarda sia la Serie D, dove stanno cominciando, anzi sono cominciati da poco i secondi tempi, e naturalmente la Serie A. A tra poco. Speciale Friuli Doc, solo da Inautre, cantinetta, Vinum Design, 40 bottiglie, libero posizionamento, controllo digitale touchscreen, a soli 629 euro e tantissime altre occasioni su tutti gli elettrodomestici. Speciale Friuli Doc, fino a sabato 19 settembre, in Outlet, passa da noi. C'è un mondo che gira intorno a te, il mondo Pascià. Pascià, il mondo fatto di divertimento, tornei, tutti i servizi, la squisita pizza a Pordenone, ottimi snack e di giochi più moderni. Pascià, tutte le partite in diretta su mega schermi, perché dovunque tu sia, un Pascià c'è. Paolo Miotto, l'uomo, Miotto, donna, una fusione perfetta in un nuovo store. Un nuovo showroom dove potrete trovare tutta la moda, l'abbigliamento e gli accessori con quel tocco in più, Miotto Abbigliamento, sempre in centro ad Azzano Decimo. Al Buon Gustaio, sempre più buono, sempre più numeroso. Al Buon Gustaio, le squisite specialità di cucina, la pizza, gli snacks, il servizio catering, i banchetti. Al Buon Gustaio, più buono di così. Comodo, veloce, con tutti i servizi per la pulizia della tua auto. Wash is now! I tunnel di lavaggio con nuovissime spazzole antigraffio e il lavaggio esterno a partire da 6 euro. Con ampia area self-service sempre aperta. Wash is now, anche approfondita pulizia degli interni con i migliori prodotti e un servizio veloce e accurato. Wash is now! Fai un salto da noi. Serramenti ad alto risparmio energetico. Prisco Maurizio. Costruzioni edili residenziali. Preventivi gratuiti per tutti i tipi di serramenti ad alto risparmio energetico. Ed anche pratiche edili, edilizia residenziale, impianti termoidraulici. Prisco Maurizio. Costruzioni edili residenziali. A Iplis di Premariacco. Sono Starnoni Stefano. La mia professionalità, la mia competenza e la cura del cliente sono le mie credenziali. E perché no, anche la convenienza. Il mio cognome è una garanzia. Rientriamo dalla pausa con qualche news dalla Serie A. Il Napoli pareggia. Il Napoli pareggia, si è un attimo ucranizzata, ma non importa. Poi? Basta. Quindi ricapitoliamo tutta la Serie A. Empoli 2, Napoli 2, Palermo 1, Carpi 1, Sassuolo-Atalanta 2-2 con l'Atalanta che è rimasta in 10. L'Atalanta che è una squadra di Bergamo. Di Atalanta. Facciamole un applauso, l'ha indovinata. Perché c'era qualcuno che l'Atalanta giocava ad Atalanta
e la Sampdoria. Ma anch'io ero rimasta che giocasse l'Atalanta, adesso lei lo sa perché comunque arriva da un ambiente sportivo, un po' di calcio si intende. Sì, D'altronde qua nessuno capisce di calcio, calcio. ragazzi in trasferta. Quando ho provato a fare il biglietto del treno, no? Online, cercava Atalanta e non veniva fuori, no? Dovevo mandare i ragazzi dell'Udinese in A trasferta giocare appunto per quello. Atalanta, Allora ricapitoliamo anche la Serie D quando siamo giunti più o meno al 10° minuto dei secondi tempi. Allora, Calvino Ale Belluno ancora 0-1. Abano Calcio Triestina purtroppo 1-0. Monfalcone continua questo 0-0 col draw. Purtroppo se non si vince col draw, ragazzi, non si va da nessuna parte. Liventina La Fenadora 1-0 e Tamai Mestre 1-0. Qual è il giocatore dell'Udinese che ti piace di più, Valentina? Non dimmi Andrea Carnevale che ha giocato 20 anni fa, per cortesia, anche se è un grande amico. Non hai una preferenza? No, beh. No. Preferenza. Ne conosci qualcuno personalmente o...? No. No, non conosci nessun giocatore. Allora, noi abbiamo preparato una clippina molto molto bella, è un minuto, abbiamo messo anche una bella base musicale di Valentina, l'hai girata a Mistopolini dove hai partecipato quest'estate, che diciamo la verità tu che sai, perché sei tu di Trieste. Mia nipote ha partecipato. Boh, ma lasciamo stare tuo nipote. Mistopolini a Trieste è molto più famoso di Miss Italia. Assolutamente sì. sì. Lì è veramente perché Trieste è un po' un enclave, no? Quello che succede a Trieste non è quello che succede in Italia e viceversa. Cioè Trieste è tutto un altro mondo. Mistopolini è ormai una manifestazione straconsolidata e straconosciuta e oltretutto che attrae da tutta Italia partecipanti, a dimostrazione che ormai ha assunto una dimensione molto importante. Certo. A differenza di Miss Trieste o Miss Italia che non hanno presa. A Trieste non hanno presa. Scusa Antonello, tu che sai tutto, ma perché Topolini? Che è un nome tanto carino, però io quando penso a Perché i Topolini topolini penso... sono i bagni di Trieste, cioè il lungomare di Trieste. Sfilano Gran Top. Ragazzi, oggi è un'associazione a delinquere, io non ho capito chi dei due è il capo. Ma io guarda, non comando più neanche me stesso. Allora, questa bella clippina, grazie agli amici, a Mattia, ad Aita, Mattia che è la persona che realizza le clip, noi l'abbiamo un po' accorciata, ringraziamo naturalmente la Be Nice Model Agency, la Silvia ed Aita, che io sempre vado a rubare le loro immagini. Questa è Valentina. I came here with a broken heart that no one else could see. I drew a smile on my face to paper over me. But wounds heal when tears dry and cracks they don't show. So don't be so hard on yourself, no. Let's go back to simplicity. I feel like I've been missing me. Was not who I'm supposed to be. I felt this darkness over me. We all get there eventually. I never knew where I belong, but I was right and you were wrong. Been telling myself all along. Don't be so hard on yourself, go. Learn to forgive, learn to let go. Everyone trips, everyone falls. So don't be so hard on yourself, go. 'Cause I'm just tired of marching on my own. Kind of afraid I feel it in my bones. Won't let my heart turn into stone. E allora un applauso a Valentina perché veramente bravissimo Mattia, ma se non c'è una bella cosa da riprendere uno può essere bravissimo, ma vero? Giusto, anche Ma questo. come mai tu sei andata a Mistopolini? Che tu proprio sei di Udine, abiti a Udine in città, Abito a Udine. e quindi è strano, no, che da Udine... Raccontaci come è successo. Ho visto su Facebook che c'erano questi casting e ho pensato di partecipare anche per cercare di partire nel mondo della moda. Certo, ricordiamo che la Be modo. Nice Model Agency è una delle agenzie più grosse del nord Italia di modelle. Non credo solo del nord Italia ormai. Ma comunque insomma per non essere... Ecco. È stata divertente come esperienza perché lo staff loro è veramente divertente, no? Sì. È stato molto divertente questa esperienza, molto bella. E mi è piaciuto moltissimo anche fare le foto, il casting, ho conosciuto persone nuove e anche salire sopra il palco è una grandissima emozione. Addirittura? Perché sappiamo che tu sei molto timida, vero? Che c'è un papà qua, ecco, tu sei molto timida. Abbastanza. Poi da questa clip, adesso vedrai come aumenteranno le richieste di fidanzamento, abbiamo saputo che a te piace ti piacerebbe fare una bella famiglia,
Certo. 2-3 figli. Sì, non molti. Non molti, 2-3, perché 2-3 sono pochi, no, ma una ragazza di 18 anni, dai, 18 anni hai, no Valentina? Ad ottobre 18. A ottobre, quindi vabbè, siamo quasi lì, che nel 2015 Massimo pensi a fare figli, io quelle che conosco di solito dicono non mi intrigo, no? Invece... Brava ragazza. Bello. Ma scusa, adesso c'è una modella fa uncinetto, una pensa alla famiglia, hai preso veramente delle modelle d'altri tempi, ma con la bellezza attualissima. Lei lei? ha combinato tutto lei perché io... Non avevo dubbi, le cose giuste le fa solo Eleonora. Ecco, Grazie Gemma. Allora, vuoi che sveliamo, salutiamo intanto Fabrizio, perché lei partecipa, lei lavora con Fabrizio, lavora con Daitan, ha fatto Vistopolini, ma in realtà tu lavori con l'Aston Models, quindi salutiamo Fabrizio. Finché non porta un modello, Fabrizio non saluta. Vuoi che svelo quello che abbiamo parlato in macchina, poco prima di arrivare? Così fai una figura di merda di quelle gigantesche. Puoi dirlo tranquillamente, puoi dirlo, Allora, non mi vergogno. La scorsa edizione, no? In questo periodo, io ero andato poi a fare anche le riprese, abbiamo fatto c'era un tal Alessandro Bivi, scusa, che col tempo era diventato Mister Friuli. Casualmente no, perché a parte essere un bellissimo ragazzo e anche molto simpatico, è diventato Mister Italia. La signora è stato qua l'anno scorso, in questo periodo più o meno. Prima di me. Sì. Io mi perdo sempre le cose belle, vedi? Mi fa, ma perché non invitiamo, visto che è friulano, Alessandro Bivi, Mister Italia in studio? Rimba, è stata l'anno scorso e tu hai detto anche che non ti piaceva. Sì, ma infatti stavo per dirti anche, è solo perché è diventato Mister Italia ed è friulano che te l'ho detto, perché non è nei miei gusti, lo sai, troppo faccia da bravo ragazzo, a me piacciono più stile biker, ce ne fosse venuto uno così in trasmissione mai, però... Fabrizio nel suo carnet, come si chiama? Nella sua book, ecco. Carnet sono gli assegni, quello lì è il book, sì, vabbè, uguale, facciamo... È divertente Massimo, no? Secondo me Massimo pensa di aver fatto un salto intellettualmente indietro di qualche anno e non si rende conto dov'è, ma soprattutto si fa una domanda. Cosa ci faccio io qui? È vero? E cosa devo dire? Cosa devo fare per non essere coinvolti in tutto questo? Quindi arrivati a questo punto sì, direi che visto che c'è il tasso c'è il tasso alcolico alto, ma no, non aspetta, perché abbiamo prima bevuto. voglio fare i complimenti all'Aston Models e a Fabrizio che a Stolfi che ha scoperto e ha lanciato, perché è stato lui, appunto Alessandro Bivi, che oltre a essere Mister Italia so che comunque adesso verrà, si può dire castingizzato, cioè fa dei cast per fare dei... Suona male, Vabbè, però farà dei cast per poter anche diventare attore, eccetera, eccetera, perché è quello che, da quello che mi ricordo, vorrebbe fare lui. Bene, cosa stavi dicendo nella tua follia, la mia follia etilica, alcolica? No, perché appunto non abbiamo bevuto niente, cioè io sto bevendo te, lì dentro c'è te, però evidentemente questo Friuli Doc ci ha portato questa... Che dici di annaffiare un po' tutto questo alcol con qualcosa di un po' più solido, qualcosa di solido? Annaffiare, di solito si dice di assorbire, non annaffiare, il verbo è leggermente strano. Oggi siamo andati in Andrea, dille qualcosa, ma dille qualcosa Andrea. Ha ragione. Ha ragione, ma cosa ha ragione? Grazie. Cioè tu dici che visto che... Chiudiamola qua. Come? Chiudiamola qua. Chiudiamola qua. Allora, arrivederci, ci vediamo domenica prossima, basta. Mangiamoci su qualcosa, via. 3/4 d'ora d'anticipo e tutti al Friuli Doc. Cioè, lei dice giustamente, probabilmente c'è questa aria alcol etilica ad Udine. Abbiamo bisogno di far fondo. Di assorbire, e quindi... cosa vuoi che mangiamo i pasticcini, Gemma? No, Gemma è al telefono, dobbiamo mangiare i pasticcini. Cosa dobbiamo fare per assorbire? Scusami, ero al telefono perché ho risposto un inviato. Per chi è? Dopo lo assorbiamo perché adesso c'è Robby Visentino, anche lui non ha belle notizie, non è una gran giornata a parte per Vita Mai. Infatti anche noi lo stiamo vedendo, prego Roberto. Purtroppo siamo passati in svantaggio su rigore evitabilissimo, devo dire la verità, evitabilissimo, rigore segnato dal numero 5 Burato da parte del Dro. Certo. Niente, una partita abbastanza scialba fino adesso. Da una parte, penso che loro sia stato il primo tiro in porta da parte loro. C'era rigore? Sì, rigore c'era, però ti dico evitabilissimo come tipo di azione, insomma era abbastanza esterno il giocatore loro e il nostro difensore centrale l'ha trattenuto per la maglia e quindi ci stava assolutamente. Allora c'è ancora mezz'ora per recupero e speriamo bene. I momenti migliori. Certo. Okay.
Allora ribadiamo il Grazie, risultato a Monfalcone. a dopo. Ciao, grazie Roberto. A Monfalcone il draw va in vantaggio, quindi UFM Monfalcone 0, draw 1. Torniamo sul fatto che dobbiamo assorbire, forse. Sì, perché tu porti sempre i pasticcini che sono buonissimi. Sì. Ma io li mangerei più tardi, adesso voglio dire qualcosa di salato. Vorresti pizza? Sì, Vorresti secondo me la pizza? Vogliamo la pizza? Vuole la pizza. Valentina, tu la pizza? Ti piace? Molto. La sai fare? Sì, abbastanza. La sa fare? Peccato non c'è più papà. Vedi che sono ragazze d'altri tempi queste. Alice, tu a sanno parte anche l'uncinetto cucinare. sai anche cucinare bene? No, più che altro io abito in una casa in campagna, quindi ho l'orto, Che bello! le verdurine. E la pizza ti piace o no? Sì, sì. La sai anche fare? Boh, diciamo di sì perché faccio il pane in casa comunque, siamo molto Quella- tradizionali. Allora scusate, se non viene da sposare... delle chicche. Se non viene da sposare questa ragazza... ne parliamo dopo. Allora, io sono andato... La settimana scorsa ero ad Alzano Decimo e adesso me ne vado, che adesso faccio finta di essere qua, me ne vado e vado a Fiume Veneto dagli amici del Buon Gustaio che ci insegnano come si fa un'altra pizza, questa volta non bianca come domenica scorsa, ma questa pizza molto particolare e molto buona. Me ne vado a Fiume Veneto, ci vediamo dopo. Allora, questa domenica noi siamo venuti nella sede centrale del Buon Gustaio perché lui, che in realtà è lui il capo, non Alberto di domenica scorsa, che è Edo. Siete soci? Sì, soci, è giusto dirlo perché insomma anche mio figlio è casualmente padre figlio. Padre figlio. Siete principalmente soci e casualmente padre figlio. Casualmente padre e figlio che comunque collaboriamo con il nostro personale a mandare avanti queste attività che sono favolose. Ecco, salutiamo anche Jessica che era dietro. Ciao Jessica. Tanto abbiamo fatto delle riprese a Alzano, ti facciamo vedere anche in questo filmato. Sì. Anche perché mi hai promesso fuori prima che una domenica vieni a trovarci. No, questo non la taglio. Invece lui è il pizzaiolo. Si chiama come me poi, Giovanni, solo che io le pizze non le so fare, lui sì. Lui sì, se lavora al Buon Gustaio è ovvio. Edo poi è il master chef del Buon Gustaio perché qua, proprio nella sede centrale, buonasera, nella sede centrale a Fiume Veneto si organizzano, si cucinano i vari banchetti, finger food, sì. catering. Adesso prossimamente tramite Telepordenone come ogni anno faremo anche la promozione per Natale l'ultimo dell'anno. E Capodanno, esatto. Capodanno, quindi abbiamo l'assicurazione insomma che la TV ci sopporta per farci... supporta, altro che siete voi che sopportate noi, non il contrario. Ci supporta per questa occasione, per pubblicizzare appunto i nostri piatti che ogni anno abbiamo avuto un gran successo perché sai cucinare bene, parliamoci chiaro. A prescindere da quello, insomma, modestamente il lavoro se va avanti perché bisogna anche saperlo fare. Esatto, bene. Allora la pizza, questa qua non è la pizza del mese, perché siamo qua? Perché settimana scorsa c'era la pizza del mese che tanti ci hanno detto sì bella ma non aveva il pomodoro. Perché? Perché in tutte le pizzerie esistono anche le pizze bianche, giustamente, per chi non ama il pomodoro. Comunque, a gentile richiesta del pubblico dell'altra domenica, bravissimo, faremo una pizza rossa con pomodoro, mozzarella, olive taggiasche denocciolate e a fine cottura metteremo della soppressa con ciuffi di stracchino. Salutiamo l'amico che intanto ci saluta e esce dal Buon Gustaio, ricordiamo, a Fiume Veneto. Allora adesso con Giovanni andiamo a vedere come si prepara questa pizza, va bene? Pronti dunque a preparare la pizza. Come vedete sull'impasto bisogna mettere solamente un cucchiaione di pomodoro di alta qualità, non troppo acquoso. Poi, come stiamo vedendo, buonissima mozzarella e, per quanto riguarda questa pizza, le olive taggiasche denocciolate. Questo è l'inizio della preparazione. Poi tutto in forno per qualche minuto e vediamo come finisce questa bellissima pizza. La pizza si chiama Tris, proprio alla ragione del fatto che ci sono le olive taggiasche denocciolate, le tris di olive taggiasche, poi soppressa che andiamo a mettere su. Eccoci, così vediamo direttamente il maestro che ecco qua, la soppressina. E poi il tocco finale. E poi ci mettiamo dei ciuffetti di stracchino per finire. E ne mettiamo anche uno qua. Perfetto, questa dunque è la pizza Tris. Allora questa era la pizza qua dal Buon Gustaio di Fiume Veneto. Non so perché, Giovanni, lui vuole sfruttare
qualcuno in studio. Perché? Non ci sono motivi particolari, perché io saluto volentieri la gente che lavora, in questo caso Eleonore e lo staff dello studio dell'altra domenica, e ringrazio GP per le riprese al Buon Gustaio, il nostro amico pizzaiolo Giovanni, e un saluto da Edo, e vi aspettiamo alla prossima occasione, che sarà a Sastino, nella nuova sede, dove verrà presentata una nuova pizza che piacerà sicuramente a tutti quanti. E questa pizza Tris, ricordiamo che la potete trovare a partire da lunedì con i nuovi listini Azzano Decimo, Fiume Veneto e Sastino di Livenza al Buon Gustaio. Al Buon Gustaio, grazie a tutti. Perché poi tu sei veramente un buon gustaio, perché scegliere un pizzaiolo col nome Giovanni, guarda, hai fatto un affare, ma hai fatto un affare. Grazie a tutti e grazie agli amici del Buon Gustaio. Ciao. Ai. Brutte notizie in rientro, bellissimo questo servizio. Io vedete, mi sono anche già cambiato quando sono rientrato. Prego. Sì, no, voglio dire, Edo, io ho pensato, caro Edo, che carino, si è ricordato dello staff dell'altra domenica. Che non serviva, voglio dire. No, sono serviva, pagati, Edo, ma sono a pagati, Edo... perché bisogna ringraziarli. No, scusa, e la pizza? Cioè, grazie. La pizza l'ho mangiata io, devo dire che è molto buona. Noi, scusa. Cioè, vabbè, allora settimana prossima chiedo a Edo se magari mi fa un paio di pizze giganti che le portiamo qua. Bene, così mi piace. E chiediamo a Gennaro, che salutiamo in outlet, se oltre a portarci il frigo ci porta anche il forno per scaldare la pizza. Che certo, e la macchinetta del caffè. E poi apriamo la tavola calda. Attivate per domenica per la pizza. Carpi il vantaggio sul Palermo. Guarda Antonella, io ci sto provando con Enrico da un po', ma non provando nel senso di provando. Lui ha detto che sa fare la pizza, è dall'anno scorso che dice ma insomma che qualcuno porti la pizza. che qualcuno la porti, Dai, perché Forse è inizio stagione. Non è male, siamo Non solo è alla seconda male, puntata. esatto. Brutte notizie da Este, dove gioca la Triestina, perché l'Abano raddoppia, quindi Abano calcio 2, Triestina 0. Poi vediamo, ricapitoliamo tutti i risultati. Comunque ribadiamo, l'Abano ha fatto il raddoppio sulla Triestina, quindi Abano calcio 2, Triestina 0. Dicevi in Serie A, Eleonora? Che il Carpi è passato in vantaggio sul Palermo, quindi Palermo 1, Carpi 2. Ecco. Oltre a fare la pizza, bisognerebbe saper fare qualche lavoro di casa, anche no, visto che un po' di problemi economici, eccetera, da lanciarsi. Alice ha detto io mi metto a fare l'uncinetto. Adesso tu ci spieghi, per cortesia, nel frattempo vediamo delle tue foto bellissime, come una ragazza fa l'uncinetto. Nel senso, come ti è venuta questa passione da piccola con la mamma, la nonna? Ma devo dire che nella mia famiglia, insomma, c'è stata sempre la tradizione. Mia nonna era sarta, mia mamma comunque fa lavori manuali di vario genere. Un po' è nato per caso, perché diciamo che in seconda superiore c'è stato un periodo in cui avevo problemi di salute e non andavo a scuola e così non sapevo cosa fare, e ho provato una sera a fare uncinetto e da lì è nata la passione. Poi ho conosciuto una sarta che mi ha scoperto, insomma ho iniziato a fare delle sfilate, facevo i vestiti a uncinetto. Facevi proprio i vestiti i tuoi? Sì, Sul finale con i vestiti fatti da te? Sì, oppure anche adesso metto comunque i miei vestiti e faccio vari inserti, varie cose, anche bigiotteria. Certo. Insomma, è una passione che mi piace, mi gratifica, anche perché non è un semplice hobby, ma mi ha aiutato molto anche a socializzare con molte persone. Comunque anch'io fondamentalmente sono timida e quindi questo mi ha aperto molte porte. Ma ci sono dei concorsi di uncinetto? Perché può darsi che esistano. Sì, ma in Italia attualmente non è ancora molto riconosciuto, diciamo che non se ne parla tanto, però ci sono varie fiere anche a Vicenza, certo. O comunque all'estero più che altro. E Gigi, scusa se ti interrompo, chissà se Graziano, il nostro inviato dalla Triestina, sa fare l'uncinetto. Non lo so, glielo chiediamo subito. Graziano, parliamo di uncinetto piuttosto che di calcio in questo momento, forse è meglio. Cosa dici? Direi di sì. No, ma comunque io all'uncinetto mi vado molto forte, cioè vado proprio bene. No, perché quindi poi diciamo, io avevo una delle mie nonne, cioè era la sorella di mia nonna che abitava a Trieste, e che a Trieste tutte le donne sanno fare questi lavori, è incredibile, uncinetti, pizzi, è vero? Infatti ho seguito mia nonna soprattutto, che mi ha insegnato a fare dell'ottimo punto e croce, altre cose interessanti. Veramente. Ma siamo solo io e te, imbranati. Ecco, tutto ciò per non parlare ovviamente del raddoppio dell'Abano sulla Triestina, ovvio. Ma guarda, sì, un raddoppio che ha dell'incredibile, anche perché c'era stato un fallo su cabine nell'area della Triestina. E sì, l'arbitro si è diventato non solo una simulazione, ha dato una punizione dall'interno dell'area a due, una cosa stranissima. Fino a quel momento la Triestina aveva avuto 6 occasioni nette da gol, c'era stato un solo tiro in porta, 2 tiri un tiro in porta che è andato in gol per l'Abano, un secondo allo scadere,
6 occasioni, tutte di Cabin, e poi Cabin è stato così mandato fuori e finita 2-0 in questo momento. Comunque la Triestina sta tenendo bene. Ci sono 2 squadre che si equivalgono, però le occasioni sono state tutte da parte dell'Abano. Quindi forse è meglio che torno a fare un po' di uncinetto, che è meglio. Sì, vedo che sei entrato subito nel clima della trasmissione, Graziano, che mi piace molto. Andiamo avanti così, forse è meglio. Senti, pensi adesso facciamo questi 25, non più di 28 secondi di serietà, non arriviamo a 30. Sì. Pensi che riesca la Triestina dopo questa legnata, perché prendere il 2-0 quando fai 5-6 occasioni da gol non è facile, pensi che riesca a riprendersi o pensi che sia stata una mazzata finale? È stata una bella mazzata, difatti l'Abano sta tentando addirittura di triplicare in questo momento. Sono molto nervosi, la Triestina è molto nervosa, quindi anche imprecisa. Adesso praticamente ci sarà una punizione dal limite di nuovo per l'Abano, sono tutte occasioni che l'Abano caccia dentro, e questo è il problema, è molto più determinato. La Triestina è molto nervosa, si è visto insomma, poi sicuramente questa esplosione di Cabin non ci voleva. Non ci voleva perché insomma era il migliore in campo, ragazzi, insomma, ha fatto ma minimo 5 occasioni da rete proprio. Adesso aspettate ancora un secondo, vediamo la punizione dell'Abano che è dal limite proprio. Nel frattempo, mentre aspettiamo la punizione, vi informiamo che il Monfalcone ha pareggiato, quindi UFM Monfalcone 1, draw 1, tra poco collegamento con Roberto, seguiamo la punizione da Este, prego. Ecco, sta per partire, se hanno voglia, insomma, naturalmente parte la punizione, no, niente, alto sulla traversa, nulla di fatto. Meglio così. Vabbè, niente. Graziano, ci sentiamo dopo che ci colleghiamo con Monfalcone, grazie. Va bene, ciao. Mi rendo conto che la Triestina è particolarmente nervosa, perché se già alla seconda giornata di campionato decidi di fare allenamenti a porte chiuse il venerdì e il sabato, secondo me l'ambiente lo carichi un po' troppo, soprattutto i giocatori. Ricordiamoci che siamo in Serie D, è una squadra totalmente nuova che deve ancora trovare quei meccanismi, ed è un'ottima squadra, perché quella che io ho visto domenica scorsa, mi è parsa una signora squadra. Sì. Il fatto forse di già adesso caricarla di troppe responsabilità lo trovo eccessivo. In questo non sono assolutamente d'accordo con Massitto, perché insomma, mi sembra una scelta. Ti fermo perché ci colleghiamo con Roberto Visentini, andiamo a Monfalcone, finalmente il pareggio. Prego. Sì, Giovanni, pareggio di Denis Godeas. Che strano! Come mai? Irresistibile. Come mai? Cosa è successo che segna Godeas? No. È messo lì per quello, No, stavo dicendo che un tiro non irresistibile dal limite dell'area è passato sotto le mani praticamente del portiere, e noi prendiamo tutto quello che c'è in questo momento. In questo momento si prende sempre tutto, come sentiremo dopo un commento del presidente del Charlis, di Zanutta. Lui ha detto oggi forse non meritavamo di vincere, ma portiamo a casa i 3 punti e va bene così. Quando uno è così sincero, assolutamente esatto. Va bene così. Allora Robby, grazie, in bocca al lupo per i minuti finali, vediamo di portarla a casa, dai, col draw. Va bene. Ciao Roberto. Incredibile. Allora noi facciamo velocemente l'ultima pausa pubblicitaria, perché poi avremo l'ultima mezz'ora via di fila fino in fondo. Al rientro dalla pubblicità ovviamente vi daremo gli aggiornamenti al 30° più o meno della Serie D, del secondo tempo, e anche della Serie A, dove mi sembra non sia cambiato nulla rispetto a prima. Ci vediamo tra poco. Speciale Friuli Doc, solo da Inautre, cantinetta, Vinum Design, 40 bottiglie, libero posizionamento, controllo digitale touchscreen, a soli 629 € e tantissime altre occasioni su tutti gli elettrodomestici. Speciale Friuli Doc, fino a sabato 19 settembre, in Outlet, passa da noi. C'è un mondo che gira intorno a te, il mondo Pascià. Pascià, il mondo fatto di divertimento, tornei, tutti i servizi, la squisita pizza a Pordenone, ottimi snack e di giochi più moderni. Pascià, tutte le partite in diretta su mega schermi, perché dovunque tu sia, un Pascià c'è. Paolo Miotto, l'uomo, Miotto, donna, una fusione perfetta in un nuovo store. Un nuovo showroom dove potrete trovare tutta la moda, l'abbigliamento e gli accessori con quel tocco in più. Miotto Abbigliamento, sempre in centro ad Azzano X.
Al Buon Gustaio, sempre più buono, sempre più numeroso. Al Buon Gustaio, le squisite specialità di cucina, la pizza, gli snacks, il servizio catering, i banchetti. Al Buon Gustaio, più buono di così. Comodo, veloce, con tutti i servizi per la pulizia della tua auto. Wash is now. I tunnel di lavaggio con nuovissime spazzole antigraffio e il lavaggio esterno a partire da €6. Con ampia area self-service sempre aperta. Wash is now, anche approfondita pulizia degli interni con i migliori prodotti e un servizio veloce e accurato. Wash is now. Fai un salto da noi. I serramenti ad alto risparmio energetico. Prisco Maurizio. Costruzioni edili residenziali. Preventivi gratuiti per tutti i tipi di serramenti ad alto risparmio energetico. Ed anche pratiche edili, edilizia residenziale, impianti termoidraulici. Prisco Maurizio. Costruzioni edili residenziali. A Iplis di Premariacco. Sono Starnoni Stefano. La mia professionalità, la mia competenza e la cura del cliente sono le mie credenziali. E perché no, anche la convenienza. Il mio cognome è una garanzia. Eccoci qui per gli ultimi 25 minuti da passare insieme. Facciamo 30. Tanto non mi uccidono, anche perché dobbiamo dire ancora e fare ancora tante cose insieme. La prima di tutte vi aggiorno sulla Serie D, come promesso. E allora, Calvino Ale Belluno 0-1, Levico Terme Fontana Fredda 2-1, Abano Calcio Triestina 2-0, Monfalcone Draw 1-1, Oliventina La Fenadora 1-0 e Tamai Mestre ancora 1-0. Allora, adesso dobbiamo svelarlo, Alice, no? Perché allora, lei è bravissima con l'uncinetto, è molto brava anche a farsi i vestiti e qualcuno qua si vantava che da piccolo faceva i vestiti a Big Jim. Vi ricordate quel bambolotto che tu premevi qua? Fai come faceva Big Jim, Andrea? Io premevo qua, no? E tu facevi così. No, faceva così. Così faceva. Allora, fagli domande su... Tu che sai, perché tu sai cucire, eccetera, adesso tu fagli le domande su come lui faceva i vestiti, dai. Fai tu adesso la conduttrice un po', dai. Allora, intanto, sì. utilizzavi cotone o fibra sintetica? Cotone. Sì, anche perché tu devi sapere che io e lui siamo coetanei, sì. Quindi pensa che non c'era neanche... la televisione era in bianco e nero, c'era solamente la Rai 1 e Rai 2. No, non c'era ancora Rai 2, c'era Capodistria. C'era Capodistria. Ecco, quindi pensa anni fa, non esisteva il sintetico. E c'era l'annunciatrice che mio nonno diceva guarda che bella mamma. Sì, esatto. Andiamo avanti dall'annunciatrice. Gli anni del carosello. Gli anni del carosello. Bravissima, Okay, ecco. Perfetto. Siamo in pochi qua che ce ne ricordiamo. Sì. Tu non fare così che tu sei giovane rispetto a noi. Io me lo ricordo il carosello. Ma tu ricordi quelli nuovi, quelli Quelli dopo. Tu c'era già Rai 2 quando c'eri tu. Probabile. Io mi ricordo il pifferaio che era Capodistria. Sì, ma tu è rimasto fino agli anni 80. Non è... Allora, poi andiamo avanti con le domande tecniche. Allora, io devo fare una premessa. Mia mamma era una straordinaria sarta. Quindi io andavo dietro lei. Non avevamo i soldi per comprare, anzi, non mi meritavo i soldini per comprarmi i vestitini del Big Jim. Avevo 8-9 anni e quindi ho fatto di necessità virtù. Ho iniziato a usare gli scarti di mia mamma per farmi i vestitini del Big Jim.
il kimono, le cose, era una cosa che mi divertiva da matti. Ma i modelli dove li trovavi? Tagliavo a mano e guardavo mia mamma, in realtà senza modelli, facevo tutto a improvvisato. Non ridete voi paraculi che mi state prendendo in giro. Incredibile. Parlare per ora adesso. Vai, ancora un paio di minuti. Ho iniziato a fare anche a maglia perché mi divertiva, ero sempre in castigo, la spiego, ero sempre in castigo, non potevo uscire e quindi per passare il tempo non c'erano i videogiochi, dovevo stare dietro a mamma, quindi cucire, fare a maglia, a uncinetto, e io le ho fatte queste cose. E lei ha cominciato a cantare anche. Poi ho cominciato a cantare, insomma, e la mia vita si è condizionata. Pensa che sono figlio degli Francesca anni è fuori 70. casa, mi auguro, perché se no è finita. Francesca non sta vedrà domani su Facebook, non preoccuparti. Ancora un'altra domanda tecnica su come lui costruisce, non si dice costruire, si dice fare. Ok, fare. Ecco, un'altra domanda tecnica, vediamo. O imbastire. Imbastire. Bravo. Ah, vedi che anche lui. Ma adesso ti devo svelare una cosa. Clamoroso! Benvenuti l'altra domenica alla vostra trasmissione del Fai da te. Dovete sapere che mia nonna, Triestina Doc, ecco, faceva la sarta. E mi faceva i vestitini per i Big Jim. No, cioè, ma giusto per non sentirmi così scemo, Però li faceva adesso, lei. Di la verità, Giovanni. Di la verità. Non avevo Big Jim io, non ce l'avevo. Il mio papà non me l'ha mai regalato perché ha detto che sarei diventato gay. Lui spogliava le Barbie. No. Le vestiva, le spogliava, le donne che ha visto nella sua vita. No, e la mamma che mi sta guardando può confermare che il papà non mi ha mai regalato Big Jim. Volevo solo dire a chi vuole fare televisione, questa è la vera televisione, vero Massimo? Momenti aulici. Esatto. Stiamo cercando dei nuovi Bisogna protagonisti. cambiare, non è l'altra domenica, ma è buona domenica. No, quella c'è già su Canale 5, mi sembra. Adesso non mi ricordo. Quindi avete... Il tuo delirio in poltrona. Il tuo delirio in poltrona. Allora, visto che parliamo di delirio, vorrei far vedere quella schermata del Pascià che organizza appunto questi tornei di calcio a balilla 11, perché lì sì che è un vero delirio. Raccontaci Luca di questa Adesso partiremo con il nuovo torneo, esatto. 7 contro 7. Adesso facciamo una roba così giusto per passare l'inverno, per allenarci, 7 contro 7. Nel frattempo attenzione a Sassuolo, espulso un difensore del Sassuolo, eccolo qua, sì, sia l'espulsione dall'altra parte, ecco qua. Primo campionato di calcio a balilla 7 contro 7, termine iscrizioni 11 ottobre. Partenza verso attorno al 20 di ottobre. Perché abbiamo dovuto provare questa formula per trovare una cosa nuova, perché l'11 contro 11 sono già 2 anni che lo facciamo, e poi perché c'era il problema degli spazi. Esatto, perché all'aperto d'estate si può fare, no? Ma al chiuso trovare uno spazio. Parliamo di un calcetto da 7 metri. Esatto. Non tutti i locali hanno una possibilità di spazio per contenere un calcetto così grande. Speriamo di fare parecchie squadre. Se volete chiedere informazioni, tutto c'è il mio numero di telefono, oppure sul gruppo di Facebook Pascià Sport Event, qualsiasi cosa, basta che vi mettete in contatto. Ecco, volevo anche dire, questo numero, siccome anche lui è single, a meno che non sia successo qualcosa ieri sera, anche per lui, se volete, sono aperte le iscrizioni a candidarsi a Morosa di Luca, che poi è una persona che organizza un sacco di cose, perché insieme ad Andrea, vediamo anche le foto delle premiazioni di dove, questo Andrea, dove eravate qua? Santa Susanna. Santa Susanna, bel nome. Sembra un'esclamazione, vero? Una località. E tra l'altro il mio compagno si chiama Susanna, che devo ringraziare. Ah, ecco, vedete che queste sono le premiazioni di Vivaro regionale. Abbiamo delle foto che ci ha mandato ovviamente Luca durante la settimana. Andrea, allora, sbagliato. Ha sbagliato il rigore del Napoli, incredibile. L'Atalanta. Aveva sbagliato Scusatemi, l'Atalanta. Io faccio un casino oggi tra... Oggi? Andiamo avanti con queste bellissime foto. Queste sono le premiazioni del podio europeo. Ecco, qua dove siamo? Sempre Santa Susanna. Sempre Santa Susanna. Non è cambiato. Sempre là. 60 km da Hanno avuto l'altro nostro giocatore dell'Artin Pascià. Sì. E i due ragazzi hanno trovato giocatori che lo fanno a livello professionale questo sport. Cioè, nel senso, vivono tirando freccette. Vivono tirando freccette. Ecco. Professionisti in tutti gli effetti. Professionisti di effetti, esatto. Che adesso stanno facendo una tappa del circuito PDC in Germania questo fine settimana. Contro Mensur Suljovic, Max Hopp, Rodriguez, Federer, Nadal, no, tutta gente che comunque viaggia sugli 80-100 mila euro all'anno di introiti dalle freccette. A tirare freccette. Massimo, io e te non abbiamo capito niente della nostra veramente, vita, noi no, io vado a cantare in giro, ma per chi?
Sì, no, ma dico, ma in Italia ci sono professionisti? No, perché abbiamo solo nomi stranieri adesso, no? Non è ancora, non siamo ai livelli dell'estero. Non ci sono ditte che supportano un giocatore pagandogli le spese per tutto l'anno, dagli un reddito per tutto l'anno. Certo. C'è un giocatore inglese, il 16 volte campione del mondo, che ha appena firmato un anno e mezzo fa un contratto con una ditta che produce freccette per 4 milioni di sterline, la sponsorizzazione. Beh, 16 volte campione. Ma quanti anni ha questo? 90? 52. Ah, quindi ha cominciato giovanissimo. Sì, relativamente. Sì. Ti fermo un attimo, Gemma. Abbiamo al telefono Maurizio Freccion. Maurizio Freccion. Allora, se è così, ci colleghiamo con Levico. Maurizio, allora penso che sia una notizia positiva. Sì, sotto il punto di vista del risultato sì, sicuramente abbiamo pareggiato di nuovo con Alcantara, che vorrei ricordare è prodotto al nostro vivaio della classe del 1996, quindi giovanissimo. Ha fatto una doppietta anche oggi e quindi il tutto però non cancella una prova che continua a essere, secondo me, indecorosa. Proprio sei come si dice? Criticissimo sei. Criticissimo. Io verifico le cose con estrema onestà. Domenica ho detto che c'è stato un arbitraggio un po' non consono, oggi l'arbitro bene o male tutto bene, però noi non siamo all'altezza della situazione. Ho capito. Beh, l'importante è portarli a casa, però almeno un punto, sì, perché no? Perché sai poi, sì, certo, perché sai poi è sempre facile magari nascondersi dietro gli alibi, eccetera, sì, eccetera. Chiaro. Ok. Perfetto, intanto grazie, ribadiamo il risultato, pareggio del Fontana Fredda, quindi Levico Terme 2, Fontana Fredda 2. Allora, visto che siamo in questa, grazie Maurizio, ci sentiamo eventualmente più tardi. Allora, ieri ero appunto, come abbiamo visto nel corso della puntata, a Carlino, e ho avuto l'onore di intervistare il presidente, che è una persona squisita, Vincenzo Zanutta, che ringrazio sempre per la grande ospitalità che ci dà ogni volta che io riesco appunto ad andare a vedere la partita. Ecco qua l'intervista al presidente. Allora, buona la prima, presidente, bella partita. Però un gol ha fatto anche Cristofori. All'ultimo minuto, non il portiere, diciamo. Sì, sicuramente l'ultima parata. Diciamo che oggi erano importanti 3 punti per partire col piede giusto. Li abbiamo fatti ed il commento mio si chiude qua. Non abbiamo fatto una grande prestazione a livello di gioco, ma è da aspettarselo. Quando una squadra cambia 7/11, cambia il mister, cambia tutto, deve assimilare tutti gli schemi, tutti i metodi di gioco, e quindi abbiamo fatto un buon primo tempo. Nel secondo tempo abbiamo lasciato l'iniziativa al Tolmezzo, però io reputo che oggi, come ho detto prima, erano importanti 3 punti. Prendiamo quelli e andiamo avanti. Allora adesso vediamo al volo, perché facciamo finta che siamo in diretta, anche se ovviamente stiamo registrando in questo sabato pomeriggio qui a Carlino. Vediamo subito cosa ha fatto quella che dicono che insieme a voi, no, è la squadra tra le titolate, ha vinto 2-1 col Vesna, Cordenons. Sì, io reputo che sia Cordenons, Chions e Cras siano le 3 squadre più titolate del torneo, e quindi oggi non ho ancora visto i risultati. Il Cordenons ha rispettato i pronostici. Vediamo insieme, dunque ci ha visto il mezzo 2-1, Cordenons Vesna, abbiamo subito questo bel gruppo di WhatsApp dove siamo iscritti. Gemonese 0-0 sta facendo col Torviscoda però in 10, e come dicevamo il Cordenons col Vesna 2-1, era andato sotto il Cordenons, aveva segnato Colia al 20esimo, e poi invece a Metai e Shan, ecco. E poi Lumignac ha vinto 2-0 e vediamo ancora, il Chions ha vinto 1-0 in trasferta. Sì, io reputo che comunque queste qua sono le prime partite, dobbiamo aspettare almeno un mese per dare una fisionomia al campionato, perché non è ancora definito. Quello che è il mercato estivo e quello che la carta può scrivere è una cosa, il campo giocato è un'altra cosa, quindi dobbiamo avere pazienza, dobbiamo aspettare che le squadre si amalgamino, e diciamo che le vere outsider del campionato verranno fuori verso novembre, quando vedremo veramente chi potrà tentare di staccare il gruppo o comunque di essere protagonista di questo campionato. Allora, noi sappiamo che lei è un presidente intanto molto preparato tecnicamente, cioè lei capisce molto di calcio, soprattutto un presidente molto generoso. La squadra va bene così, o ha già in testa qualcuno che magari così le balena?
No, diciamo che noi siamo sempre attenti a quello che è il mercato, esatto. Quindi sicuramente se dovesse capitare qualche altra situazione del mercato dove reputiamo magari di avere qualche lacuna, siamo pronti ad intervenire e seguiamo sempre quello che è il buon andamento della squadra, gli infortuni, perché anche quelli potrebbero pesare in maniera considerevole su un'annata. Ecco quindi che tenere d'occhio quello che è il mercato, siamo sempre qua in osservazione. Oggi come oggi sicuramente la squadra era pronta per partire, abbiamo due infortuni importanti che è Breda e Borsetta, Borsetta il menisco, Breda praticamente non ha mai cominciato ad allenarsi, quindi due giocatori che reputavamo due pedine titolari della sua squadra. Oggi sono indisponibili, speriamo di recuperarle nel prossimo mese e dopo vedremo cosa manca, anche perché il 17, fra 3 giorni il mercato si chiude. Sì. Quindi fino a dicembre ora più o meno questa potrebbe essere la squadra. Ovviamente puntate al salto di categoria, su questo non c'è dubbio quest'anno. La differenza secondo lei della squadra dell'anno scorso con quella di quest'anno? Ma è una squadra più giovane ancora che manca un po' di identità, bisogna che tutti prendono le misure che praticamente trovino le giuste dimensioni all'interno di una squadra. È una squadra ancora da definire, dobbiamo un momento attenderla in maniera che si possa definire e si possa, oggi come oggi non è raffrontabile con quella dell'anno scorso, soprattutto nella seconda parte quando l'altra squadra ha raggiunto gli equilibri e macinava calcio, macinava partite e si vedeva un bel calcio. Oggi questa squadra è ancora un embrione di squadra, io reputo che dobbiamo aver pazienza, soprattutto i tifosi devono aver pazienza perché prima o dopo la squadra uscirà, i giocatori sono giocatori di categoria e non possono essere diventati dei brocchi venendo Carlino, anzi io spero che l'aria di Carlino porti bene. E il vino che è molto buono. Sicuramente il chiosco, con il presidente attivo nel... Il presidente appunto, che infatti abbiamo qualche immagine di lei appunto che era là dietro insieme, perché questi poi a Carlino, il bello qua non sono tifosi, qua sono tutti amici e questo è il bello di Carlino. Sì, sostanzialmente il nostro tifoso è critico ma al tempo stesso è un critico costruttivo, esatto. Uno che viene e se c'è un momento di difficoltà cerca di incitarti in maniera positiva. Capiscono tutti che questa oggi è una partita dove servivano solo i 3 punti, esatto. Quindi beviamo una birra assieme, ecco. E andiamo domenica prossima. Perfetto, grazie Presidente, grazie ancora. Grazie a lei, grazie. Grazie. GP, sì, siamo praticamente agli sgoccioli. Ma che sgoccioli? Mancano più di 10 minuti. No, ma agli sgoccioli è successo qualcosa di incredibile in una partita di calcio. Abbiamo Edo in linea. Allora, via Tamai allora, vediamo cosa succede a Tamai. Prego Edo. A Tamai Giovanni è finita in questo momento al 95esimo, ha raddoppiato Paladin. Ah, benissimo, allora Tamai che raddoppia è una bellissima notizia. Allora adesso tutti a Tamai alla festa sotto il tendone, mi sembra che già si beve lì. Così, no? Sì, guarda, anch'io, diciamo non tanto, ma qualche bicchiere me lo sono fatto anch'io. Vorrei anche vedere, no? È festa, scusa, In 10. Certo. In 10. Devo solo segnalarti una grandissima prova di Faloppa, perché nonostante l'età ha retto la difesa in maniera encomiabile, con interventi, diciamo, che alla sua età non ci si può nemmeno immaginare. Faloppa è sempre stato uno dei più forti difensori della Serie D. E anche se avanzano gli anni lui rimane comunque una sicurezza, diciamo proprio un pilastro della difesa del Tamai, ecco, questa è la verità. Certo, il migliore in assoluto. E poi metti lui e metti Peresson e fai la linea centrale, portiere e difensore centrale fortissimi, perché anche Peresson a me piace molto come portiere. Perfetto, certo. Edo, allora tutti a festeggiare a Tamai perché il Tamai vince quindi 2-0 sul Mestre ed è una bellissima notizia questa, bene? Va bene, vi ringrazio, spero di esservi stato utile. Assolutamente sì, grazie Edo e tanti saluti a tutti gli amici del Tamai per questa bella vittoria. Grazie, ciao Edo, ciao. Vi ringrazio, ciao, saluti a tutti. Ciao, allora Tamai 2, Mestre 0, tra un po' vediamo tutti i finali. Adesso voi due, Valentina e Alice, raccontate anche al pubblico di chi parlavate di un concorso a Lignano? C'è stata la... Senza fare nomina, non si fanno i nomi, ma è bello, bello sentire le ragazze, no, che fanno i concorsi, ovviamente ci partecipano magari insieme a una, sa chi ci va, eccetera, e parlavano di una ragazza,
No, beh, Un po' di comunque imbarazzo. nelle selezioni scelgono sempre le ragazze molto alte. Molto alte, sì. E magari il viso non è granché, però vengono sempre selezionate quelle più alte. Quelle più Noi alte. che siamo più basse. Sì. Anche perché non è siamo che rimasti un po'. quelle più alte non mettono le zeppe e tacchi da 20-25. Esatto. Esatto, quindi comunque le altezze si notano. Dunque... Ora stava parlando di te, volevo dirti, è un messaggio subliminale. Io sono media, io sono nella media, ho presente alle sfilate ci sono ragazze sul 1,78 m, poi te le vedi un viso un po'. No, te le vedi anche coi tacchi e rimani sotto. Sì, tipo l'altra Alice che senza tacchi è più alta di me così e poi si mette in là. Alice del Sabato che salutiamo, anche lei tornerà da noi, senza tacchi è così, coi tacchi ecco là. Infatti quando ero venuto qua ti ricordi, metto i tacchi ma anche no, perché insomma già in piedi mi sembrava di... Eravamo già in difficoltà così. Esatto. Allora, prossime date per quanto riguarda Luca? Prossime date, allora abbiamo visto del calcio balilla, adesso parliamo anche dei tornei di freccette che realizzate voi, che organizzate voi. Allora, venerdì prossimo abbiamo la quinta tappa del Trofeo Pascià. Venerdì prossimo, dove si svolge? Al Pascià di Azzano Decima. Al Pascià di Azzano Decima, come si fa a partecipare, eccetera, eccetera. Basta venire lì alla sera del Pascià oppure mettersi in contatto sempre tramite il gruppo Pascià Sport Event di Facebook, chi volesse partecipare. Si iscrive e dopo darò tutte quante le indicazioni per raggiungere il posto. La bruttissima notizia, scusami, proprio in chiusura, adesso aspetta che controllo, il Levico Terme è tornato in vantaggio con Fontana Fredda. Questa non l'avevo detta ancora, no? No. Levico Terme 3, Fontana Fredda 2, guarda, proprio penso sia dei minuti di recupero, no? Se Tamai è finita. Tamai è finita, adesso mi ha aggiornato proprio Datasport. Questo 3-2, purtroppo il Fontana Fredda di nuovo sotto. Abbiamo l'uomo? No, non c'è Maurizio perché io stavo contattando Moreno, appunto. Allora aspetta, perché se c'è Moreno? Sì, ma aspetta, ho dovuto chiamare la moglie. Beh, come al solito. Allora, guarda, in onore di Moreno, anche se lei tifa udinese, ma ci accomuniamo al Pordenone Calcio, guardate che bella Valentina con i colori nero-verdi, perché parliamo della partita che tra 35-40 minuti comincia al Bottecchia, ovvero sia Pordenone Albino Leffe con noi, quel pezzo, quella sagoma di Moreno Burlina, Pordenone Fan Club. Moreno, ci sei? Ci sono, buongiorno a tutti. Domani vedrai che bella ragazza indoscia la sciarpa del Pordenone Fan Club. Ecco qua, guarda, si vede anche il vostro simbolo. Allora, è tutto pronto Pordenone per questa partita? Sto entrando adesso al Bottecchia, in questo momento non so ancora niente, non ho visto le formazioni, sono ignaro e all'oscuro di tutto, però insomma il cielo è bello nuvoloso. E quindi speriamo che la temperatura e il fresco aiuti i giocatori. Speriamo di vedere una bella partita, oggi sono fiducioso anche perché l'anno scorso con l'Albino Leffe sono le uniche due partite che abbiamo vinto sia l'andata che il ritorno. Sì. Quindi speriamo di riuscire a bissare anche quest'anno. E niente, per adesso non ho altre informazioni. Bene, senti, Alvise è lì con te o l'hai lasciato a fare la guardia al Caffè Novaredo? No, Alvise è ora di spritz e lui arriva dopo perché comunque lui sta in tribuna. Ah sì, è vero che ha la tessera supporter, là, come sai qualcosa in settimana di quello che è successo a Pordenone dopo la bella partita, purtroppo solamente pareggiata, la prima partita di campionato? Diciamo che bene o male sono tutti fiduciosi perché insomma ricordiamo che la squadra è stata assemblata da un mesetto a questa parte, quindi i margini di miglioramento sono molto ampi. Ecco, magari devono rientrare un po' ancora qualche giocatore che sicuramente sarà molto utile per la squadra. Con l'unica cosa, forse un po' leggerini in attacco, speriamo che prendano un po' di sicurezza le nostre punte. Oggi dovrebbe giocare Dechenko e speriamo insomma che prenda bene la mira. Vabbè dai, Moreno, speriamo di sì. Io ci spero sempre, anche perché le partite viste insomma sono bravi a tener palla, a far sponde e spondine lì davanti, però proprio davanti nel momento in cui si tratta di concretizzare si faranno prendere dall'emozione, non lo so, ma speriamo bene che sia solo una cosa passeggera e con oggi
riescano a fare tanti bei gol. Bene, allora, siccome mi sembra che settimana prossima il Pordenone gioca in anticipo il sabato sera, vero? Sì, gioca alle 20:30. Ecco, allora adesso tu prometti in diretta a tutti gli amici dell'altra domenica che ci sarete voi e i pazzi fulminati del Pordenone Fan Club qui in studio con noi domenica prossima. Si può fare. Naturalmente assolutamente al Vise, perché sennò mia madre mi dice dove era il Vise, quindi devi portare... No, al Vise sicuramente, lui è il primo. Lui è il primo a venire. Va bene, allora buona partita, in bocca al lupo al Pordenone Calcio. Moreno, grazie e ci vediamo domani mattina. Domani mattina ci sei tu o Silvia al bar? Ci sono io. Benissimo, allora 7:15. Benissimo, allora ti aspetto. Dai il caffè sul bancone. Macchiatone. Bene, ciao Moreno, grazie, buona partita. Grazie a tutti, buona trasmissione. Ciao. Grazie. Dunque, adesso siamo quasi in chiusura, allora vediamo i finali della Serie A, Eleonora. Serie A, allora le partite di oggi pomeriggio si sono concluse. Empoli-Napoli 2-2, Palermo-Carpi 1-2, Sassuolo-Atalanta 2-2. 2-2 anche il Palermo. 2-2. No, segui benissimo, devi fare solo Nota quello, che l'avevo scritto, Nota che l'avevo scritto, ma non l'ho letto. Benissimo. Ma guarda che ti faceva male la mandibola, non il cervello, mi sembra. No, ma per solidarietà a me, capisci? Se no io oggi facevo una figura magra. Quindi lei per solidarietà fa finta. Sì, quindi? No, niente. No, ti vedo messaggi. No, volevo solo salutare la nostra amica Ile che ci ha scritto È e dice... malissimo anche oggi Ile. Sì, ma infatti ha detto qui perde sempre, dai ragazzi, forza Fontana Fredda, poi dice qua siamo fissi sull'altra domenica. Mio papà, lo saluto, il signor Silvano, ti ha scambiato per la conduttrice, per Eleonora. Cosa ha detto? Che il papà di Lenia pensava fossi io accanto a te e il bambino di Lenia, Filippo, che lo salutiamo, ha detto no papà e nonno, la Gemma è piena di tatuaggi, non può essere non lei. può essere lei da che quello, pulita, quindi io e lei siamo uguali, quindi sono una stragnocca anch'io. Posso consolarmi? Grazie signor Silvano, buon pomeriggio. Allora, devi dire altre sciocchezze o posso dare i finali della Serie D? Sì, ma parliamo di calcio ogni tanto, via. Vabbè, allora, finali in Serie D, quelli che ci sono arrivati, quindi magari qualcosa ci può anche ora sfuggire. Calvino Ale Belluno 0-1, Ledico Terme Fontana Fredda 3-2, Abano Calcio Triestina 2-0, Monfalcone Dro 1-1, Liventina La Fenadora 1-0, Tamai Mestre 2-0. Questa è la Serie D, io voglio ringraziare tutti i presenti, naturalmente grazie a Antonello Gherardi che vedremo domenica prossima. Domenica c'è la Triestina, ci saranno gli amici del Pordenone, sarà un ambaradan pazzesco. Ci sarà Silvia, esatto. Ringraziamo Luca Girardi, ringraziamo Andrea Federico, grazie di essere venuti. Naturalmente per tutti gli eventi, sia Calcio Balilla ad 11, a 7 e le freccette, la pagina di Facebook è facile perché è Pascià Sport Events. Quindi, speriamo di riavere Alice prossimamente con noi, magari la prossima volta ci fai vedere, sarebbe bello fare una prova di uncinetto, però te l'uncinetto ci fai vedere dal vivo. Potrebbe venire con un suo abito, però so che Alice inizia l'università adesso, quindi... Beh, avrai un buco a novembre-dicembre. Quando può. Naturalmente io ringrazio Duilio Alù, grandissimo amico nonché grandissimo allenatore di calcio, non sta allenando perché ha avuto un piccolo incidente e quindi attualmente non riesci diciamo ancora a muovere bene la gamba, che a proposito quando ti operi non sai ancora. Bene, vabbè. Siamo dei rottami in questa Massimo Piubello, che ogni volta che io lo minaccio lui accetta la mia minaccia e viene. Prossimamente grandi cose, sempre grazie a Massimo Piubello all'interno dell'altra domenica, ma ne parleremo con calma. Ringrazio la Valentina che non ha detto una cosa importantissima. Ma perché le cose me le deve dire tuo papà e non me le dici tu? Raccontami, dai. Dove vai adesso tu? Invita gli amici che ti seguono, i tuoi futuri fidanzati. Dove stai andando? Adesso sto andando a una selezione di modella per l'arte. Sì, che si svolge a... Bello, non lo so non neanche. mi viene mai il nome. Concordia Sagittaria. Concordia Sagittaria. Cioè, lo so io, cioè lei va a fare cosa e lo so io benissimo. E speriamo, venite tutti a vedermi se potete. Assolutamente. A farmi il tifo. A fare il tifo per Valentina. Quasi quasi Gemma, invece di portarti a casa, io ti faccio prendere il treno, vado via con loro. Sì. Anche perché sono in camper, lascio qua la macchina e vado giù in camper. Guarda, ringrazio perché amo gli animali, se no prima o poi ti abbandonerei in autostrada. Allora, salutiamo
Salutiamo la Bevi Vino Family, che ci sta, anche se loro sono stemi praticamente tutti, che ci manda un abbraccio colossale. Speriamo di averli presto in studio. Beh, ovviamente Alessandro sa che è sempre il benvenuto qua. La sua splendida moglie, le stupendissimissimissime, anche se non si dice bambine. La prossima volta vogliamo avere le gemelline e la moglie insieme a Alessandro in studio. Esatto. Quindi siete fregati. Poi basta, finito. Basta, all'ultimo c'è scritto, al volo. Posso fare un saluto al volo? Lorenzo e Nadia si sposano sabato, io canto al loro matrimonio. Il problema è che non ci conosciamo, ci siamo sentiti al telefono oggi e sentivo questo Lorenzo molto preoccupato, devo dire la verità. Ha detto aspetta che guardo la TV. Lorenzo, spero che sia andato tutto bene, confermami se sabato canto al matrimonio o meno. Canterà solo se beve, perché ecco, allora diciamo a Lorenzo e Nadia. Ecco, allora diciamo a Nadia, che forse sarà sicuramente più con la testa sulle spalle dell'uomo, escepio la donna, minimo 3 birre e dopo canta benissimo. Vi canta la Traviata, vi canta la Ida, qualcos'altro? No, io se proprio vogliamo esagerare. Vabbè. Ho fatto cantare Massimo più bello. Allora, la prossima volta che verrà Massimo, io ho fatto cantare Massimo. La prossima volta che verrà Massimo ci sarai anche tu, penso tra 3-4 domeniche, se le cose vanno secondo quello che si parlava l'altra sera. Faremo cantare Massimo. Guardate, è l'ennesimo scoop. Io ho anche il video, quindi se volete la prossima settimana posso fornirvi il video. Una trasmissione di amici. Più bello che canta, è uno spettacolo, fidatevi. Sarebbe proprio una bella idea. Allora, la chiudiamo qua. Voglio ringraziare naturalmente Maurizio Controllo Camere, la Gemma ed Enrico in regia e tutto lo staff a Pordenone, ovviamente, ovvero sia Loriano e non mi ricordo Davide, scusatemi. Ecco. Ciao a tutti, l'appuntamento è per domenica prossima ore 14:30. Lei purtroppo parlerà di più perché nel frattempo si sarà ripresa. Vabbè, cosa volete fare? Questa è la vita, è la disgrazia della vita. Buona settimana a tutti, ciao a tutti e grazie, a domenica, ciao.